adesso facciamo la posta di Mirella. Si parte con questa posta di Mirella prima di presentare due graditissime ospiti, perché ne ho tantissima e per rispetto di tutte le persone che scrivono devo assolutamente leggere questi biglietti. Qualcuno dice una volta si scriveva, adesso non si scrive più, ci sono solo i social, i telefoni. No, non è così, ci sono ancora persone che scrivono. E chi sono queste persone che scrivono? Sono fragilità, persone che qualcuno sta cercando di togliere loro la dignità della persona. Per fortuna ci sono questi banchi solidali, questi empori solidali, le parrocchie, le Carita, le San Vincenzo, chi ne ha più ne metta, le mense, tutto mondo del volontariato che invece ascolta e cerca di aiutare queste fragilità. Allora io leggerei anche questo biglietto, guardate che bello, con Babbo Natale. Vediamo cosa scrivono. Il sottoscritto, residente a... Da circa un anno vado a prendere cose alimentari al Banco Solidale a Treviso. Mi trovo molto bene, sia con le cose che mi danno, ma anche il personale è molto gentile e sono molto corretti, non solo con me, ma anche con gli altri. Poi le cose che mi danno sono sempre utili e cose buone, e io li vorrei ringraziare dal cuore per l'aiuto che mi hanno dato e continuano a darmi. Vi ringrazio del cuore e buone feste. Capite che leggere anche non è facile, perciò se faccio qualche errore perdonatemi, ma sono biglietti scritti a mano, ognuno ha la sua scrittura. Un altro buon Natale. Esprimo la mia gratitudine più sincera e profonda. Auguro un buon Natale a tutti voi. Facciamo un altro. Sono anche incollati bene, Vediamo qualcosa è scritto. Buon Natale e grazie di tutto quello che fate per me. Bene, diamo un altro grande colorato che vado meglio ad aprirli. Eccolo qua. Buongiorno, sono una signora e vorrei ringraziare prima di tutto per il vostro lavoro e incoraggiarvi. Non ho niente di male a rimproverarvi, ma solo che sono molto contenta e grazie perché anche quest'anno riesco a riscaldarmi con il pellet che voi mi regalate. Grazie veramente di questo aiuto per la famiglia indispensabile. Allora io mi fermerei qui con la posta di Natale, però vorrei leggere anche due biglietti dei ragazzi dell'Istituto Sansovino di Oderzo che voi avete sentito, avete visto che sono stati ospiti dopo questa visita che hanno fatto, dove veramente tocchi con mano quella che è la realtà di quello che è stato l'Olocausto su questi campi di concentramento. Non voglio citarne uno perché ce n'erano più di uno. Questi ragazzi sono andati da uno e sentiamo cosa scrivono. Allora, leggiamo questo. L'incredulità, l'errore e il disprezzo sono le emozioni più forti che bombardavano nella mia testa dopo essere uscito dal campo di Auschwitz. Penso sia stata l'uscita didattica più importante ed educativa mai fatta. Quando vedi l'inferno sei pronto a tutto. Ne leggiamo un altro. Questa esperienza è stata di grande importanza perché ci ha reso tutti più consapevoli su quello che è successo nel passato e ciò che non deve riaccadere in futuro. Sapere, ma soprattutto vedere i numeri impensabili delle vittime fa riflettere sulla crudeltà dell'uomo, che purtroppo ancora oggi non ha fine. Ecco, io mi fermerei qui questa mattina, poi un'altra mattina continueremo con la posta. Adesso vi presento subito le graditissime ospiti. Abbiamo collegata con noi la dottoressa Maria Letizia Ruello, attivista, grazie, di Ultima Generazione, grazie dottoressa.
di essere ancora con noi. Saluto anche Buongiorno Mirella. da Tenna, provincia di Trento, la dottoressa Ilaria Postal, psicologa e psicoterapeuta, perché vorrei anche lei un commento su quello che ho detto, su quello che ho letto. E invece abbiamo i bravi ragazzi. Sono forse i ragazzi che dobbiamo ascoltare di più, capire le loro emozioni, perché con queste cose noi li abbiamo emozionati. Cosa ne pensa, dottoressa Postal? Prego. Ma allora, ci viene in aiuto anche la neuroscienza. Le emozioni sono un linguaggio, ed è un linguaggio diretto e molto importante. Troppo spesso ci dimentichiamo che abbiamo bisogno delle emozioni, che sono informazioni. Questi ragazzi hanno bisogno di dire tante cose, di essere ascoltati, di trovare degli spazi dove potersi interfacciare anche con l'adulto, anche perché stanno cambiando, cioè il cambio generazionale è sempre più veloce, quindi a volte diventa difficile trovare il linguaggio per capirsi, anche sui bisogni di questi ragazzi. Quando lavoro anche con i genitori vedo che per esempio il tema della tecnologia è un tema molto difficile, perché generazionalmente, diciamo, sono competenze diverse. I nativi digitali, che vengono chiamati così, hanno altre modalità, diciamo, di interagire. Certo è che la memoria storica è un qualcosa di molto importante e fondante non solo per i giovani ma anche per gli adulti, e troppo spesso se ne dimentichiamo di ricordarci da dove veniamo, chi siamo, proprio perché sono, a proposito di informazioni importantissime. Evitare di ripetere gli stessi errori sarebbe anche indice di intelligenza, non solo logica, anche emotiva, insomma. I ragazzi hanno bisogno di fare esperienza delle cose, quindi questi viaggi, questi momenti, soprattutto quando accompagnati in un modo appunto intelligente, portano uno spazio di riflessione dove loro possono maturare un qualcosa, ed è molto importante, perché solo studiare, solo apprendere diventa un approccio molto logico, ma al quale manca appunto l'informazione emotiva, che è quella che diventa più anche personale. Quindi l'ingaggio, se vogliamo, emotivo è molto molto importante. E poi mettersi proprio a confronto concretamente con certe storie significa calare nella realtà, perché un racconto è una cosa, la realtà concreta è un'altra cosa. Spero poi, e mi sembra che sia stato così, ci siano anche gli spazi proprio di riflessione, di scambio, in modo da poter accompagnare un approfondimento, ma anche a creare uno scambio, una condivisione del vissuto, che non rimanga su una cosa singola, ma la comunità stessa faccia una riflessione poi su quanto avviene, su quello che accade. Sarebbe anche bello poterlo fare anche sugli eventi quotidiani, che purtroppo noi sappiamo che basta aprire un giornale oggi per rimanere un po'... Perché, dottoressa, si ascoltano così poco questi ragazzi? Lo dicono loro quando li invito. Abbiamo sempre gli addetti ai lavori attorno ai tavoli, nei convegni. Loro ci sono pochissimo, dovrebbero essere loro su questi tavoli e noi ascoltare. Perché si intrigano così poco questi ragazzi che invece hanno le idee molto chiare? Avete sentito cosa scrivono? Loro guardano al loro futuro, vorrebbero un futuro migliore, senza guerre, con la pace. Ecco, vorrebbero un ambiente molto green, molto più green. Queste sono le cose che a loro non interessano. La violenza non fa parte di loro. Però ci sono questi atteggiamenti, questa aggressività da parte di alcuni che non riesco a capire perché non si riescano a fermare, che danno un'impronta sbagliata di questi ragazzi. Non sono questi bravi ragazzi, questi sono dei ragazzi che hanno perso l'uso della ragione perché si drogano all'impazzata. Avete sentito? È la droga che gli fuma il cervello, però se ne occupano poco. Non serve solo la comunità, bisogna vedere dopo cosa c'è dopo la comunità. Ecco, se abbiamo la forza di accogliere queste persone o continuare a mettere l'etichetta del drogato, ecco, del ladro. Cosa dice, dottoressa? Dobbiamo anche noi cambiare atteggiamento e cercare anche di tendere una mano. Si può anche sbagliare. Chi è che non ha sbagliato nella vita? Perché sempre condannare o giudicare? Prego. Allora, posto che noi abbiamo anche un sistema che è fatto di corpo, mente, emozioni, e quindi
è complesso, è fatto di parti e il sistema è molto intelligente, non fa mai niente per niente, non spreca energia, quindi ogni volta che si fa qualcosa, anche un pensiero, c'è un perché, c'è un motivo. Se una persona diventa quello che si dice addicted, cioè una dipendenza, è perché dietro c'è una grandissima sofferenza e è sempre, a mio avviso, o quasi sempre un fallimento della società quando succedono certe cose. Chiaro che cioè, è complesso riuscire a essere presente in ogni situazione, non voglio neanche banalizzare questa cosa, però troppo spesso si cerca di eliminare un problema invece che comprendere che è un messaggio, fa parte della comunità, anche l'elemento, anche chi sbaglia, come diceva lei, fa parte della comunità. E, penso spesso delle comunità africane dove la comunità si fa attorno a chi sbaglia e chiaramente poi la legge deve fare il suo corso e ogni azione corrisponde, eccetera. Però la comunità si fa attorno sia a chi soffre e a chi ha ricevuto, diciamo, l'offesa, ma anche a chi ha fatto, diciamo, ha proposto l'offesa, proprio perché fa parte in qualche modo della comunità e sta dicendo qualcosa della comunità e tutta la comunità è invitata a riflettere su questa cosa. Se un individuo entra nel tunnel della dipendenza, è un individuo che sta soffrendo, che a qualche livello è saltato, diciamo, qualcosa non ha funzionato. Spesso ci sono famiglie in grande difficoltà, con difficoltà economiche, difficoltà sì, socio-economiche, culturali, a volte psicologiche. Il tema spesso è quello della solitudine. Perché a volte noi sappiamo, ci sono storie dove magari un insegnante fa la differenza per questi ragazzi, perché vengono visti e il fatto di poter parlare, allora lo dico anche insomma, per la mia categoria di psicologi e psicoterapeuti, noi studiamo molto, conosciamo molte situazioni e spesso ci viene da intervenire, portare, diciamo, la nostra esperienza e anche l'adulto tende a fare questo, no? Molto chiara, dottoressa, la ringrazio anche per quello che sta cercando di esprimere con parole anche semplici. Guardate che non è facile, perché stiamo vivendo un cambiamento culturale pazzesco da parte di tutti noi, dobbiamo cambiare. Ecco, io ho avuto delle realtà, dottoressa, veramente che postare che mi hanno fatto riflettere. Loro hanno coraggio di dire quello che provano, quello che sentono, quello che vedono, ci mettono anche la faccia. Ecco, qualcuno ha detto sì, c'è il razzismo, è inutile che ce lo nascondiamo, ma l'ha detto anche Paola Egonu, è stata bersagliata. Ecco, chi ha il coraggio di dire quello che prova, che ha provato e che sente, viene visto come ma cosa dice? Invece dicono la realtà, quello che vedono. Questa ragazza che ho avuto con la pelle scura ha detto che è vero, e i compagni di classe hanno detto che anche loro vedono che c'è questo. Ecco, qui abbiamo sempre di nasconderci dietro un dito, non è vero? Invece è vero, perché è un banco solidale e vedo che è così. Abbiamo ancora mettiamo ancora questa etichetta e siamo così. Quello che mi preoccupa è che questa parola purtroppo la sento molto sui diversamente giovani e questo mi preoccupa molto, perché sono quelli che invece hanno passato le guerre, hanno avuto anche loro familiari che sono andati all'estero e quanti abbiamo visto. Ecco, vorrei anche vedere se riusciamo a vedere questa nave piena di italiani che vanno in Brasile, però non si ricordano, è tutto mio, solo mio, questa poca apertura. Adesso poi non ne parliamo, tutti quelli che commettono reati sono tutti di colore, non ci ricordiamo i femminicidi che sono stati fatti quasi tutti da italiani, ma quello non conta, noi guardiamo quello che vogliamo vedere. Allora sentiamo anche cosa ne pensa la dottoressa Ruello, attivista di Ultima Generazione. L'ho chiamata perché lei vive con queste persone ed è una mamma ed è una persona non più giovanissima, che però riesce a capire che bisogna aiutare questi giovani, ecco, lasciarli fare, osare, alzare l'asticella per un bene comune, perché è quello che stanno facendo e qualcuno non lo capisce. Prego, dottoressa Ruello.
Mirella, buongiorno. Io direi anche di più, di più. Da questi giovani io ho imparato tanto. Abbiamo tutte da imparare tanto. Guarda, io ho la fortuna di essere circondata da giovani, perché in ultima generazione ci sono molte, molte persone giovani, 20, 30 anni, persone anche di 18, 20 anni. Quindi ho molta fortuna di poter imparare da loro. E sono fortunata non solo grazie ad Ultima Generazione, anche per il mio lavoro all'università sono circondata da giovani. Ecco, c'è un momento in cui io ho insegnato qualcosa alle mie figlie, ai miei studenti, ma soprattutto ogni giorno io ho imparato da loro. Ora, che cosa sto imparando ogni giorno dalle persone di ultima generazione? Sto imparando a guardare la realtà con occhi limpidi, a guardare la realtà con il cuore, con i sentimenti, senza lasciarsi irretire dall'odio, dalla divisione alla quale ci vogliono costringere nel metterci l'una contro l'altra. Io mi ricordo con tanto, come posso dire, speranza, sì, le parole di Mattarella con cui ha chiuso quest'anno nel suo discorso. Ha detto queste parole: la speranza siamo noi. Ecco, questo è l'insegnamento principale che io ricevo dai giovani. La speranza siamo noi, ma noi, ognuno di noi, anche noi che giovani non siamo più, la speranza siamo noi nel momento in cui guardiamo la realtà, come diceva Ilaria, la sentiamo e poi agiamo. E poi facciamo qualcosa, ci mettiamo in azione. Come fate anche voi del banco alimentare? Come si può fare in tanti modi, ma bisogna reagire e agire, perché ognuna di noi può farlo. Non ve la sentite di andare in strada con Ultima Generazione? Bella, però la si può aiutare, si possono fare le donazioni, li si possono ospitare nelle case, si possono mettere a loro disposizione dei locali per fare incontri, per organizzare presentazioni, eventi di comunità. Tante cose si possono fare. Molto chiara anche lei, dottoressa Ruello, grazie veramente. Sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia, se no non sblocco il centralino. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alle tue ospiti. Il discorso dei giovani, ed è sempre stato, al mondo, i giovani ed è sempre stai, e sono sicuro che i giovani devono mettere a posto, senz'altro che vuole il suo tempo, però che sei giovani, che non è anche lì, invece stanno mai giovani. Perché quando che un gruppo di giovani ferma una persona anziana e occupa dei botte per portargli via 20 euro, 50 euro, non sei un giovane, quello sei una bestia. E purtroppo ne sei tantissimi, prima che ne era pochi, adesso ne sei milioni che fanno robe così qua. Le persone anziane che conosco non si muove neanche a sera perché ha paura, ma so che il mondo vive, che giovani sei. Mica dare le pistole ai vecchi, a casa, va bene, perché va a casa da un vecchio, io bastona, marito e moglie, dice, ma cosa sono queste robe? I giovani sempre stai in piantini, sfilati, però non faceva mai queste robe. Queste robe, che i giovani che fanno queste robe quando sei giovani, manco mai ci sono pochi, perché ne sono tantissimi dei buoni, non tanti, tantissimi, e spero che loro stessi mettano a posto anche queste robe qua, perché il mondo cresce con i giovani, non con i vecchi. Noi altri abbiamo fatto, abbiamo messo e basi, e va avanti ora, come che sempre sta, mi ho fiducia sui giovani e sono convinto che sarà con altra generazione a mettere a posto tutte quante le robe. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo. Sentiamo anche come commenta la dottoressa Postal quello che ha detto anche Maria Letizia Ruello. Prego. Sì, in realtà è un filo logico fra i due interventi, nel senso che
come dicevo prima, se una persona sta bene, non ha necessità, non ha bisogno, non gli viene neanche in mente di fare del male o di aggredire qualcuno, perché sta bene in sé e nelle relazioni. Questi episodi di cui lo spettatore ha parlato a me ricordano un po' degli episodi come se ci fosse un 42 di febbre, cioè qualcosa che ci sta dicendo che i giovani stanno molto male. Io lavoro con ragazzi dai 10 agli 80 anni, insomma, e mi colpisce molto che già a 10 anni mi portino il tema del senso del vivere. Ma Siamo in cosa c'è, un'epoca di grande dottoressa, secondo cambiamento. te? Perché molti dicono è un problema della famiglia, questa famiglia che questi ragazzi non hanno, queste separazioni delle volte molto affrettate senza coinvolgersi. Ecco, non c'è solo la scuola, ci sono vari anelli su una catena. Cos'è che la preoccupa di più, dottoressa Postal? Allora, è complesso, nel senso che la società è fatta di tante strutture. La scuola sicuramente ha necessità di cambiare perché sono cambiati i ragazzi, è cambiato il modo di stare attenti, c'è bisogno di più appunto coinvolgimento emotivo, di sentirsi protagonisti del proprio percorso di formazione, di vedere la propria formazione con un senso. C'è il tema della famiglia, assolutamente, famiglie molto preoccupate della gestione, del dover lavorare, il tempo che rimane per la relazione è poco, ma le relazioni stesse sono molto poco presenti, molto poco. Il problema secondo me è che sono anche cambiate molte cose, perché parlando appunto con i miei pazienti più in là con l'età mi raccontavano dei genitori che lavoravano in campagna, non erano dei grandissimi, diciamo, intrattenitori. Adesso c'è una necessità diversa, la famiglia fa fatica a reggere, fa fatica le relazioni, si fa fatica anche ad aggiustare le cose, gli oggetti, le relazioni, se stessi. Si vuole tutto in modo molto veloce, molto rapido, non si ha più la pazienza. Una volta c'era un rapporto anche con la natura diverso, no? C'era il seme che veniva piantato, faceva la sua fatica per crescere, si aspettava, si curavano le cose, ci si prendeva proprio cura, si cercava di aggiustare. Adesso è tutto molto veloce, tutto molto rapido, tutto molto prestazionale, questo crea anche una grande frustrazione e non si accetta per esempio di sbagliare. Sono tante le cose, sono tante e anche questa cosa che sto riscontrando, questa ricerca di senso, lo diceva prima la dottoressa, nel momento in cui io entro in una comunità cerco di vedere le cose in un modo un po' diverso e trovo una speranza, io trovo anche un senso. Quindi ognuno poi ha il suo percorso anche culturale, però vedo quanto è importante, addirittura ripeto, bambini e bambine di 10 anni che mi cominciano a parlare del senso, perché mi devo alzare al mattino, perché devo studiare, perché devo vivere. Ma loro fanno il perché, dottoressa, il problema è che a questi perché si risponde molto poco. Io dico sempre che il bambino inizia da piccolo, come riesce a parlare, a chiedere il perché sì e perché no va spiegato. Questi bambini devono crescere spiegando a loro, ecco, le motivazioni, perché dici sì, perché dici no, e la loro curiosità deve essere veramente ascoltato. Cosa dici Maria Letizia Ruello? Tu che ascolti questi ragazzi, che vivi con loro, che senti le loro paure, ma vedi anche le loro emozioni. Prego. Sì, innanzitutto vorrei ricordare che cosa è Ultima Generazione, perché magari chi ci ascolta per la prima volta non lo sa. Ultima Generazione è una campagna di disobbedienza civile non violenta che chiede un fondo riparazione di 20 miliardi per risarcire le comunità, le persone, le famiglie dai danni degli eventi climatici estremi, alluvioni, siccità, tornado, che solo nel 2024 sono stati più di 2600, 7 disastri meteorologici al giorno. Ecco, questo cosa significa? Tradotto in letteralmente soldoni, significa che le comunità, le persone si stanno impoverendo e se il governo
le amministrazioni locali non fanno la loro parte, non si prendono le loro responsabilità, non ci aiutano, non aiutano economicamente chi subisce questi disastri, le famiglie falliscono, le imprese falliscono, intere comunità falliscono. Questa è l'ultima generazione. Fanno una campagna di disobbedienza civile non violenta. Ci sono persone di tutte le età, anch'io ne faccio parte, ma ci sono soprattutto tante giovani. Perché? Perché più di noi percepiscono il problema del futuro, lo sentono proprio. Allora, che cosa imparo da loro? Imparo innanzitutto come ci si organizza, che bisogna organizzarsi, che bisogna avere un progetto, una strategia e metterla in atto in modo coerente, costante e non violento, mettendoci la faccia. Cos'è che hanno, la cosa che impaurisce questi ragazzi? Cos'è che hanno più paura di questi ragazzi, Maria Letizia? Mirella, ma è la stessa cosa che fa paura a me. Fanno paura già i prossimi mesi. Ma tra 3 mesi sarà estate. Tra 4 mesi avremo di nuovo problemi con l'acqua. In alcune parti d'Italia il razionamento dell'acqua, adesso voi state al nord-est, ma già la provincia sotto la mia, io sono la provincia di Ancona, già la provincia di Ascoli Piceno ha avuto l'acqua razionata. Quindi hanno paura delle stesse cose di cui ho paura io, non del domani lontano che comunque è a 5, 10, 20 anni, cose che anch'io posso vedere, perché magari altri 20 anni ce la faccio a campare. Quindi hanno paura come noi del domani, dell'alluvione che mi può arrivare la prossima settimana, dell'estate mortale che di sicuro arriverà tra 4 mesi. Allora, adesso invece chiedo, come dottoressa Maria Letizia Aruello è insegnante, io è da tanto che dico, lo fanno in altri paesi d'Europa, che darei il voto ai sedicenni. Ecco, io li farei votare, dico sempre, come diamo il patentino, io darei la possibilità anche di esprimersi questi ragazzi anche con un voto. Qualcuno, anche più di qualcuno, dice no, dobbiamo prepararli prima, dobbiamo renderli consapevoli, non sanno. Io vorrei capire quanti di noi sanno cosa è il voto e come si vota e perché si vota. Lei cosa ne pensa proprio come insegnante? Prego Maria Letizia. Mirella, io vedo i giovani più grandi perché insegno all'università, sono ricercatrice, quindi li vedo quando vengono nel mio laboratorio per la tesi di laurea, per i tirocini e per le tesi di laurea. Però nella mia comunità, anche in ultima generazione, vedo delle persone giovani con una maturità incredibile, del tutto paragonabile a quella che hanno le persone della mia età e ben oltre. E i tempi sono veramente cambiati. Guarda Mirella, io faccio parte di quella generazione che ha beneficiato del voto a 18 anni. Mio marito, che è già un pochino più in là degli anni con me, ha votato per la prima volta a 21 anni e io a 18. E allora sembrava il voto agli scappati di casa. Ma i tempi sono cambiati, 16 anni sono del tutto paragonabili a quelli che una volta erano i 18. E poi starà a noi nelle scuole prepararli all'educazione civica, a che cos'è la politica, anziché tenere tutto all'oscuro. Ecco il mio pensiero. Anche perché, Mirella, loro sono pochi, c'è una distribuzione demografica tutta sbilanciata. Noi persone boomers, non più giovani, siamo ormai una maggioranza che pesa troppo. Non possiamo noi condizionare così il futuro di dei giovani che
sono pochi, tanto non abbiamo fatti sti figli 20 anni fa e adesso sti giovani non ci sono e quindi dobbiamo dare più potere a quelli che adesso ci sono. Sentiamo anche cosa ne pensa la dottoressa Postal di quello che abbiamo detto, ecco, di questa idea di coinvolgerli di più, di renderli anche più protagonisti anche per quanto riguarda la politica. Io non penso che siano così analfabeti politicamente, proprio non lo penso, hanno le loro idee e se le possono esprimere, anche perché diciamo la verità, uno ha una ampia visione in Italia di votare, cioè non è che devono votare i due partiti, ce ne sono, possono scegliere tranquillamente. Ecco, esatto, dottoressa Postal, prego. Allora, mi riaggancio anche un'esperienza personale. Adesso i miei 3 figli sono tutti e 3 all'università, però abbiamo parlato veramente molto spesso di questa questione, hanno fatto scuole diverse e però tutti hanno lamentato una cosa, che c'è il tabù del confronto politico a scuola. A scuola non si può parlare di politica perché c'è la paura che ci sia un indottrinamento, eccetera. Però io credo che sia una grande perdita questa, innanzitutto perché bisogna imparare a dialogare anche politicamente con idee diverse. Il confronto è fondamentale per la crescita delle comunità, quindi è molto importante aiutare i ragazzi a imparare a dialogare, a confrontarsi, anche, soprattutto quando ci sono idee diverse. In più, impedendogli questo, gli viene impedito di approfondire, di sentire campane diverse, di metterci anche appunto passione, emozione, ma anche di conoscere come si vota, cosa sono i partiti, addirittura dove ci si reca, cioè se non c'è anche lì la famiglia. Mi ricordo è stato un momento molto importante dove ci siamo confrontati appunto con i miei figli su questa cosa, come su altre cose, mi dicevano come si apre un conto corrente, la bolletta, eccetera. Su una serie di cose dove noi forse ci dimentichiamo quanto sia importante dare a loro queste informazioni. Quindi da un certo punto di vista sono d'accordo che siano una forza assolutamente importante, vanno ascoltati. Dall'altra ci dimentichiamo la nostra responsabilità nel dare a loro gli strumenti per potersi poi esprimere correttamente, potersi confrontare correttamente. Credo che quella sia una responsabilità dell'adulto. E c'è troppa paura su questa cosa, e quando invece secondo me è assolutamente importante, e tanto più quando c'è una differenza di pensiero, il confronto, imparare a confrontarsi correttamente. Non è, dottoressa, e lo chiedo poi anche alla dottoressa Ruello, che forse hanno paura del voto di questi giovani, perché questi giovani, anche come dice la dottoressa Maria Letizia Ruello, possono cambiare le sorti della politica, saranno anche in pochi, ma ci sono e i loro voti potrebbero essere fondamentali. Perciò io non abbasso l'età del voto perché ho paura di questo voto. Cosa ne pensa, dottoressa Postal? Poi sentiamo anche la dottoressa Ruello, poi andiamo in pubblicità assolutamente. Sì, bisogna vedere se questi ragazzi poi andrebbero a votare. C'è un grande astensionismo in Italia ultimamente. Anche questo racconta della frustrazione di non sentirsi coinvolti nella questione politica, e come diceva la dottoressa prima, lì ci si gioca una grande fetta che ha a che fare con l'economia, con l'investimento poi nella formazione e nella cultura, che sono strumenti fondamentali. Sarebbe un esperimento interessante dire ok, proviamo, vediamo, apriamo e vediamo cosa succede. Non so se abbiano paura o meno, perché purtroppo, per fortuna, con gli strumenti social che ci sono adesso si può anche dare un taglio volendo, si può anche molto influenzare. Per questo riterrei molto importante tornare, come sempre, una cosa che sento tanto, alle piccole comunità dove ci si guarda in faccia, ci si conosce, e si impara anche a confrontarsi su questi temi, perché si calano poi nella realtà della società, della comunità. Cosa significa questa cosa nella nostra comunità concretamente? E accompagnati da un adulto, a mio avviso da più adulti, anche con punti di vista diversi, questo significa una grandissima crescita e non sentirsi più così frustrati. Dottoressa, devo assolutamente andare in pubblicità, poi devo sentire anche la dottoressa Maria Letizia Ruello, ma devo assolutamente fermarmi. Pubblicità, grazie.
Siamo con la dottoressa Maria Letizia Ruello, attivista Ultima Generazione, e siamo anche con la dottoressa Ilaria Postal, psicologa e psicoterapeuta, collegata con noi da Tenna in provincia di Trento. Allora, dottoressa Maria Letizia Ruello, ecco, proprio insegnante, abbiamo parlato della scuola, dei giovani, del voto, prego. Sì, magari fosse così semplice cambiare il clima politico in Italia dando il voto alle persone di 16 anni. Penso che sia una misura necessaria, però non credo che possa cambiare niente se non cambia il sistema democratico in quanto tale, perché abbiamo veramente pochissimi spazi democratici. Non a caso, nella richiesta che Ultima Generazione fa di un fondo riparazione, c'è incluso anche il fatto che poi questi soldi, come spenderli, lo debba decidere una assemblea cittadina. Cosa significa? La comunità stessa. Mi riaggancio a questo, a quello che diceva Ilaria prima di me, il fatto di poter riportare le decisioni a livello di comunità locale, proprio con delle assemblee di cittadini. Perché se i soldi arrivano sono sempre meno di quelli che sarebbero necessari, in più come vengono spesi con le regole dei super manager, della burocrazia, e spesso questi soldi finiscono in rivoli o in opere, in rivoli inutili. La volta scorsa Mirella ha fatto un elenco bellissimo di gocciole inutili in cui si perdono i soldi pubblici, ecco, o in rivoli inutili che non fanno un fiume, oppure in mega strutture in cui chissà chi ci mangia, ma di sicuro non ci si avvantaggia la comunità. Quindi nel progetto di Ultima Generazione c'è anche un profondo cambiamento delle regole della democrazia. Allora, dottoressa Postal, queste regole della democrazia che questi ragazzi hanno bisogno di comprendere, lei dice giustamente anche la scuola deve cambiare passo. Io penso che tutti quanti dobbiamo fare un passo al lato e dare priorità a questi ragazzi, anche di sbagliare, di crescere, di capire anche loro dove vogliono portare questo futuro molto incerto che loro sentono, e sono situazioni che mi preoccupano, perché bisogna anche iniziare a emozionarli, a premiarli se sono bravi, a cercare di far capire che noi crediamo in loro, che li ascoltiamo, ma non si fa, dottoressa, io li sento, non si ascoltano questi ragazzi. È inutile che, io dico sempre, dottoressa Postal, che io non devo essere fortunato ad avere quell'insegnante, quella scuola, quel prete, quell'aiuto del volontariato. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, ed è conoscere, sapere, imparare, sbagliare, credere, emozionarmi. Prego, dottoressa Postal. Sì, ci sono tanti studi di neuroscienza che dimostrano che l'apprendimento avviene soprattutto attraverso le emozioni come imprinting forte. Quindi tutti ricordiamo almeno un insegnante che ci ha emozionato, e ce lo ricordiamo, e ci ha appassionato alla sua materia. Conoscere una cosa e saperla insegnare sono due competenze diverse, ovviamente. Mi colpiva molto Ultima Generazione perché porta un tema fondamentale che spesso appunto i miei pazienti anche più giovani mi portano, che è quello di sentirsi utili, avere un ruolo, un'utilità nella società. Quando le cose sono troppo grandi si perde l'identità. Quindi recuperare la comunità ha anche questo valore. Avere un ruolo nella comunità significa sentirsi utili e non impotenti, perché Ultima Generazione fa un discorso giustamente politico-economico ed ecologico molto importante, e i ragazzi sono molto preoccupati per questa cosa, e porta un messaggio altrettanto importante e fondamentale. Non rimaniamo passivi, noi possiamo comunque fare qualcosa, ma soprattutto, che questo ci si dimentica, insieme si fanno le cose. Sì. Ecco, forse questa epoca sta un po' disgregato questo, per una serie di motivi, non ultimo il Covid, ma non solo quello. Siamo diventati tante isole e di fronte a certe questioni ci si sente molto soli e impotenti. La scuola forse potrebbe tornare ad avere anche questa funzione,
La classe perché, dottoressa Postal, comunità. l'educazione civica si deve fare a scuola e non si può fare all'interno di questo mondo meraviglioso che è il mondo del volontariato, dell'associazionismo? Ecco, perché anche questa è educazione civica. Invece io vedo che la scuola, invece di aprirsi, si chiude, tende a fare tutto all'interno della scuola, teatro a scuola, musica a scuola, orti a scuola. Invece, a mio avviso, questi ragazzi devono staccare la spina incontrando altre realtà, poi saranno loro che sceglieranno quella realtà dove li appassiona di più. Ieri, ad esempio, ho avuto il presidente della Croce Rossa di Venezia e loro hanno molti giovani, dove non li troviamo negli altri mondi del volontariato, perché tutti sono in cerca di giovani. Perché? Perché li intrigano, diventano protagonisti, imparano, aiutano il prossimo, ma sono anche protagonisti, perché devono saper gestire questa cosa, eppure loro li hanno i giovani. Questo dovrebbe essere un segnale e questa, a mio avviso, è educazione civica, e se tu sei bravo io ti premio anche come scuola. Ma perché si deve fare assolutamente tutto a scuola, che poi alla fine vorrei anche capire cosa si fa e dove si fa e chi lo fa. Sentiamo la dottoressa Maria Letizia Ruello. Prego, Maria Letizia. È una bella idea, ma penso che sia possibile mettere insieme queste due cose, perché la scuola ha delle strutture nel territorio. Molte scuole già lo fanno, dovrebbe essere... Penso che debba diventare una regola quella di lasciare le scuole aperte come strutture, come spazi, perché poi nei quartieri, nelle comunità locali ci sono anche persone molto attive, molto brave ad organizzare attività di volontariato, ma alle quali mancano le strutture. Ecco, è uno spreco che le strutture delle scuole vengano utilizzate solo la mattina e non lo possano essere anche nel pomeriggio. Quindi penso che questa idea di Mirella sia bella e che si possano unire le forze per fare il meglio per i giovani. Ma vedi Maria Letizia, il problema è che io ho belle idee, ma poi faccio fatica a portarle avanti. E sai perché? E lo dico anche alla dottoressa Postal. Perché le mie idee, siccome nascono da me, ma dal mondo del volontariato che io frequento, dalle associazioni, dai giovani, tolgono visibilità chi invece cerca di averla, perché non è la sua idea. E questo lo sto notando anche in questo periodo, che la politica tutta sta cavalcando qualsiasi cosa pur di avere i voti di quelle persone che fino all'altro giorno erano invisibili. Adesso tutti sono diventati protagonisti, tutti possono essere aiutati, vieni, presentami. E questo mi dà molto fastidio, perché qualcuno non riesce a capire che li stanno strumentalizzando, perché non sono abituati ad avere questo ascolto e questo aiuto. Allora loro pensano, finalmente ci sono riuscito, ho l'aiuto, ho avuto il piccolo contributo, non sapendo che il fine per molti è un altro. Cosa ne pensa, dottoressa Postal? Ma io voglio tornare un secondo al discorso di prima, nel senso che la scuola ha mantenuto molto forte l'aspetto informativo, si è un po' dimenticata dell'aspetto formativo della persona, e soprattutto nelle fasce più piccole, diciamo, elementari, medie e anche un po' superiori. L'università, già stiamo parlando di adulti strutturati, la corteccia prefrontale già formata, eccetera. Quello che lei dice, in Trentino stiamo cercando di portare avanti dei progetti in questo senso, di tenere le scuole aperte il pomeriggio, creando appunto luoghi di incontro, di scambio, di formazione dell'individuo. E il volontariato è, secondo, a mio avviso, insomma, un qualcosa che andrebbe riconosciuto ai giovani, perché tornando all'inizio di questo incontro, l'esperienza è fondamentale, crea proprio delle tracce neuronali, crea proprio poi una modalità di rapportarsi alle cose, perché io non è una cosa che ho imparato come informazione, ne ho fatto esperienza, so di che cosa sto parlando, sono stato coinvolto, è una cosa che mi riguarda. Non è un'informazione e basta, e quindi è particolarmente importante questo. Poi l'aspetto dei contributi economici, politici, diciamo, funziona purtroppo così, noi lo sappiamo. Forse una cosa che posso lamentare è che manca una visione a medio-lungo termine,
ormai siamo molto concentrati sui progetti a breve termine che nascono e finiscono, e questo provoca sì un vantaggio immediato, ma ovviamente una dispersione e una impossibilità di creare progetti che forse sono più importanti, più urgenti e necessari in realtà. Per una visione a medio e lungo termine faccio abbastanza fatica a ritrovarla, anche perché effettivamente non è molto apprezzata poi a livello politico, proprio perché non è spendibile velocemente. Ci sono comunque dei tentativi. Bisogna continuare Che bel sospiro che mi ha fatto, dottoressa Postal. Sapesse quanti ne faccio io tutto il giorno quando mi guardo attorno e vedo la bellezza di questi ragazzi, la creatività, che se gli dai il gioco loro veramente giocano nel vero senso della parola, perché creano. Ecco, io mi ricordo sempre, lo porto come esempio, dottoressa, quel ragazzo che ho avuto ospite, che ha scoperto questa stella variabile, pensate, un piccolo genio, e lui ha detto: l'ho scoperto grazie a questo mondo meraviglioso quando mi sono recato all'osservatorio astronomico. Io non l'avrei mai scoperta guardando su internet o con i social. Io l'ho scoperta grazie a questo mondo che mi ha aperto la mente, mi ha appassionato. Per quello dico che forse dobbiamo farli uscire anche dalle scuole, ecco, e toccare con mano quello che io non avrei mai immaginato, ha detto una cosa del genere. Ecco, questo mi ha dato l'esempio. Oppure quella ragazza che ne combinava di tutti i colori, che poi è stata mandata in Africa a lavorare con suo fratello, ed è ritornata un'altra ragazza, perché ha toccato con mano quella che è la povertà, la miseria, non avere niente, e questi sorrisi nonostante tutto e nonostante tutti. Ecco, questo capire che là non hai niente, tocchi con mano cosa vuol dire non aver niente, non puoi fuggire, devi rimanere là e toccare tutti i giorni con mano quella che è la realtà di questi posti. E tanto è vero che quando è ritornata ho fatto fare la Madonna, il presepio, la Madonna vivente, perché era un'altra cosa, e le ho messo in braccio un bambino di colore scuro. E lei, se io ho i video, come guardava questa creatura, di sicuro non l'avrebbe guardata così prima, l'ha guardata così perché è tornata da quel mondo, ha visto cosa vuol dire non avere acqua, non aver cibo, non aver medicine, non aver niente di niente. Ecco, forse sono esperienze che possono servire a questi ragazzi. Cosa ne pensa, dottoressa Ruello? Penso che la cosa che mi porterò dietro dalla call di oggi è il sospiro che ha fatto prima Ilaria e che tu, Mirella, hai ripreso. Ecco. Che è un sospiro al tempo stesso di non ne posso più di questa classe politica che pensa solo a prendere i voti al mangia-magna, e però è al tempo stesso un sospiro di speranza. E ritorno su questa necessità forte di riportare le decisioni per il futuro all'interno delle comunità, perché noi persone comuni siamo capaci di guardare al domani, alla nostra vita, a quella delle nostre figlie. Invece la politica guarda solo alle prossime elezioni, e se le prossime elezioni sono tra un anno, c'ha il naso lungo solo fino a un anno. Come ci saluti Maria Letizia Ruello, e anche come ci saluta la dottoressa Maria Letizia Ruello, ormai per me una cara amica, prego. La speranza siamo noi, Mirella, la speranza siamo noi, come l'ha detto il nostro presidente. Il più amato dagli italiani, ricordiamolo, perché gli italiani hanno buon senso, gli italiani sanno capire se uno è una brava persona, e avete capito, ecco, da quello che è stato detto anche di questo presidente, quanto bene li vogliono gli italiani, anche se qualcuno lo rimprovera di prendere tutti quei soldi, ma non è lui che li prende i soldi, è la politica che ha fatto questo, non è che lui possa cancellare dalla sera alla mattina, ecco, lui non ha questa colpa, ha solo la fortuna di essere amato da questo popolo meraviglioso che è il popolo italiano, e che io difenderò sempre. Grazie, veramente grazie alla dottoressa Maria Letizia Ruello. Sentiamo come ci saluta invece la dottoressa Ilaria Postal, psicologa e psicoterapeuta. Anch'io mi aggancio a quello che è stato detto. Noi possiamo fare il nostro,
Ma se facciamo no, se tutti fanno il loro, le cose cambiano, quindi la nostra responsabilità è fare la nostra parte, che dà anche un senso all'agire, e che sia, ognuno trova il suo modo, educare i giovani, creare una comunità, aiutare il singolo, ognuno può portare il suo, ma se ciascuno porta il suo le cose cambiano. Grazie anche alla dottoressa Ilaria Postaglia, è stata con noi, grazie ancora all'attivista Ultima Generazione, la dottoressa Maria Letizia Ruello. Pubblicità. Saluto due graditi ospiti, abbiamo la nostra Michela Moruto, coniuge caregiver del nostro caro Paolo. Ciao Michela, ciao carissima, come stai? Ciao Mirella, ciao, buongiorno, buon anno e un saluto a tutti quanti. Va molto male perché siamo sempre più oppressi oltre che dalla malattia, dall'inefficienza di questo Stato, di questa regione che ci lascia soli. Ecco. Allora saluto anche Michele Favero, segretario Indipendenza Veneta, che è qui in presenza con noi. Grazie segretario, come commenta le parole? Grazie a te Mirella e buongiorno a tutti, buon anno, anche se il Caude anno Veneto sappiamo che sarà il 28 febbraio e non insomma il 1° gennaio, no? Sarà il 1° marzo il nostro primo dell'anno, giusto per ricordarlo ai veneti. Io tengo molto alle nostre tradizioni e la nostra storia. Allora adesso io vorrei anche presentare, per chi non conosce Michela Moruto, vorrei vedere delle foto che ha mandato Michela Moruto per capire questa moglie guerriera, questa mamma guerriera, questa donna che è guerriera, che nonostante tutto, nonostante passino gli anni, come avete sentito, va molto male. Eppure è un problema che dovrebbe riguardare soprattutto la famiglia, l'aiuto, il supporto a questa donna che ha visto il marito ammalarsi di Alzheimer giovanissimo, a 40 anni, e che è stata lasciata completamente sola. Eccolo qua, il caro Paolo con suo figlio. Allora, cosa è successo, Michela, in questo periodo? Ci siamo sentite, viste poco, ma sappiamo come funziona. Prego. Beh, è successo Mirella che a fronte di un peggioramento di mio marito, ovviamente la malattia va avanti, sappiamo bene che Paolo non può guarire e c'è stata questa continua richiesta di uniformare la malattia di una persona giovane come mio marito con la malattia delle persone anziane, quindi bisogna per forza tenerlo tranquillo, bisogna fare in modo che non cammini, cioè bisogna mettere tutti allo stesso livello, quindi la sottoscritta spesso e volentieri va al pronto soccorso, sono disabile anch'io, deve assistere al marito, i miei figli vedono il papà in condizioni terribili e mi dicono poi ma i bambini devono abituarsi. A me quando dicono persone studiate che i bambini devono abituarsi, vorrei mettere loro al nostro posto, perché non è che un bambino può vedere il proprio padre che si sta perdendo pezzi, il proprio padre che non li riconosce, una volta li riconosce, una volta no. E io come persona caregiver mi sento veramente oppressa, senza supporti, veramente zero rispetto, perché oltre alla dignità della persona malata ricordiamoci che ci siamo noi familiari che dobbiamo essere rispettati per il nostro dolore, rispettati per quello che chiediamo. E quindi io sono stata veramente messa da parte, presa pesci in faccia, come scrivo su Facebook, perché poi mi si rinfaccia anche quello che scrivo, vuol dire che più di qualcuno ha la coda di paglia, e inizio il 2025 con 6 euro in più al giorno di una retta di una RSA. 6 euro per 31, fate voi i calcoli, io non sono brava in matematica, ma fateli voi. Dove lo metto questo povero uomo? Non posso tenerlo a casa perché devo lavorare, non posso prendere i soldi della sua pensione che sono destinati a mantenere i miei figli, ovvero 500 euro, perché la pensione di Paolo non basta neanche per la struttura. Ci sono questi aumenti ingenti, perché pare che a parte il rinnovo di contratti, a parte il carico, voglio dire, l'aumento dei generi alimentari, di tutto quanto che abbiamo anche noi, perché noi non è che ci arriva la spesa a casa gratis, per carità,
non equivale un aumento né di pensioni né di stipendi. Poi c'è scritto che la Regione Veneto ha diminuito il contributo per le impegnative di residenzialità. Quindi la Regione Veneto non riconosce più un contributo pare adeguato per supportare queste rette. Però la Regione Veneto, che è tanto brava, stanzia un bando per dare 400 euro alle persone non autosufficienti, che possono essere di norma, c'è scritto di norma ultra 65 anni, già sbagliato perché mio marito ha 53 anni, da 10 anni che è ammalato, che non so se arriverà, non so quando arriverà, quindi ti tolgo con una mano, ti do dall'altra. Ma cosa stiamo giocando? Io dove lo metto mio marito? Io lo metto in mezzo a una strada, consegno la sua pensione al primo che passa e dico fate voi, perché adesso io voglio delle risposte, non si può più vivere così. Nel mentre continuano questi ricorsi, queste persone che vanno in tribunale a dire la retta delle persone non autosufficienti deve essere a carico dello Stato, perché non esiste retta alberghiera, retta assistenziale, perché mio marito deve essere guardato a vista 24 ore al giorno. Quindi a che gioco stiamo giocando, cara Italia, caro Veneto? Cosa stiamo facendo? Sentiamo Michele Favero come commenta queste parole di questa donna che nonostante tutto cerca di dare un esempio ai suoi figli, cerca di andare avanti rimboccandosi continuamente le maniche, ma a un certo punto le maniche finiscono, non hai più maniche e devi inventarti qualcosa. Come ha detto Michela, lo metto su una strada e do la pensione, che si arrangi qualcun altro. Io cosa faccio? Io Prego. ho un groppo alla gola sentendo queste parole e rimango esterrefatto. Indipendenza Veneta ha messo tra i primi punti quello della disabilità, perché è indegno, indecoroso che uno Stato, ma soprattutto una Regione, che ha un residuo fiscale di 18 miliardi, che parla da anni a vanvera sull'autonomia e non ha portato a casa nulla di nulla, non batta i pugni per queste persone. Non batta i pugni per queste persone, quando sappiamo bene quali sono gli stipendi di certi dirigenti, di tanti consiglieri, di tutti i consiglieri regionali, va bene? E fanno gli aumenti anche a Roma perché devono acquistare il computer nuovo, eccetera, e si danno 1.000 euro in più al mese ai parlamentari che ne prendono 15.000 e non troviamo i soldi per queste persone. Io credo che nel 2025 questo sia indecoroso, indignitoso. Bisognerebbe portarlo alla Corte europea dei diritti dell'uomo, una cosa che non si può sentire. È una regione che non riesce a tenere a casa i soldi, o meglio, a spenderli per queste persone, è una giunta regionale intera che deve andare a casa subito, immediatamente. Abbiamo stanziato dei soldi per una pedemontana che adesso arriva allo sconto di Natale proposto dal Presidente della Regione, no? Con il 60% se uno fa 25 km, eccetera. Abbiamo concesso tutto a una ditta che doveva fare in project financing e abbiamo garantito anche l'utile con i soldi nostri e non troviamo i soldi per queste persone. Cosa state a fare a casa? Beh, io te l'ho detto che tu devi fare l'assessore al welfare perché è Mirella Tuzzato. Quelli che ci sono adesso devono andare a casa tutti, perché non hanno motivo di rimanere lì. Sono lì per tutelare i cittadini veneti o per tutelare i loro interessi e basta. Andate a casa, andate. E queste cose qua mi fanno proprio star male. Vado fuori dai gangheri, scusatemi lo sfogo, ma non riesco a... Io sto seguendo un altro caso di una mia carissima amica che ha un bambino disabile con grossi problemi e anche lei si lamenta che hanno tagliato i fondi, la Regione Veneto ha tagliato i fondi, il papà deve partire alle 11 di mattina e andare a scuola perché non hanno più l'assistente per seguire il figlio nelle ultime 2 ore di scuola. Ma dove stiamo andando? Cosa state facendo in regione a Palazzo Balbi? Andate a casa per piacere, lì non servite più a nulla. Voi siete stati messi lì, siete stati votati per tutelare gli interessi dei veneti. Se non sapete più farlo, andate a casa. Allora, in attesa che qualcuno decida dove sta la ragione, dove sta il torto, io vorrei capire come sopravviverà la nostra Michela Moruto e tutte le Michele Moruto, i familiari, le persone fragili che ci sono. Allora, c'è qualcosa che non torna, però ti do una bella notizia.
Michela, che è arrivato il 5 per 1000 finalmente il 27 di dicembre, dopo Natale. Questi soldi che avevano in saccoccia da tanto tempo, comunque fortunatamente sono arrivati, perciò tu sai che io ti aiuterò, perché è doveroso aiutare questa mamma, come abbiamo fatto in passato e come continueremo a fare, dove posso arrivare con le fragilità, quando ci sono questi casi veramente che superano l'asticella, il limite dell'asticella, perché sono casi umani che vanno assolutamente supportati, certo. Perché ci sono 2 minori, ci sono 2 creature con dei traumi pazzeschi che hanno dovuto crescere in fretta, visto le esigenze che sono capitate in questa famiglia, e che io dico sempre che forse meno pacche sulla spalla o premi, medaglie, più soldi, denaro, che è quello che serve. Allora, Michela, cos'è che ti fa più arrabbiare? Quello che veramente tu continui a bussare a queste porte che trovi chiuse, ma come lei ce ne sono tanti, ma lo abbiamo messo in una RSA, pensate a questi bambini che vanno a trovare il loro papà, dove sono tutti diversamente giovani, non come il loro papà. Ecco, Michela non seguita e supportata da una psicologa, hanno messo i psicologi dappertutto, dove servono non ci sono. Questo è un caso che questi bambini, quando incontrano il loro papà, dovrebbero essere seguiti da qualcuno. Certo. Avete sentito le richieste? Cos'è che ti fa più arrabbiare, Michela? Allora, innanzitutto ringrazio Mirella, perché Mirella c'è sempre stata. Fra l'altro io oggi dovevo venire in presenza, sono stata via 2 giorni con i miei figli, siamo scappati, ieri sono arrivata a casa, avevo la macchina con tutte le luci accese come l'albero di Natale, quindi giù soldi anche per la macchina. Allora oggi dico, scusatemi, non ce la faccio a venire, perché ho sta macchina che non so finché va avanti, ma non importa. Allora, a parte questo, perché ovviamente le esigenze in una famiglia sono tante, non c'è solo Paolo, perché se io sono qui e dico mio figlio ha rotto il computer, ha bisogno del computer, sta facendo una scuola tecnica, se non presenta determinati compiti si prende anche un brutto voto, ma voglio dire, allora la famiglia è messa male, ho il senso di colpa nei confronti di mio marito, perché dico Paolo, volevo fare di più, non doveva andare a finire così, perché purtroppo noi caregiver viviamo di rimorso, perché vai a dormire, a parte la solitudine di essere sola, ti dici cosa potevo fare di più, Paolo? Quando lo vedo e secondo me c'è una luce che riesce a capire magari quello che dico, gli dico Paolo, mi senti lì dentro, cosa posso fare di più? Cioè, ecco, queste sono foto del Covid, bambini piccoli, persone che ti dicono ma devono essere abituati, ma vieni tu a casa mia, non possono sentirsi dire devono essere abituati a vedere la malattia del loro papà. Io capisco, è normale per carità, ma l'empatia, ma gente che ti dice noi sappiamo trattare tuo marito, gente che ti dice noi sappiamo fare il loro mestiere, gente che non sa neanche rapportarsi con Paolo, che lì essere sanitario, essere parasanitario, para quel che l'è, deve essere una missione, non gente che ti salta su se chiedi una cosa e io mi devo arrabbiare, io non posso andare là col cuore in gola, perché non so come trovo mio marito, non so se lo trovo steso, non so se lo trovo in piedi, non so se lo trovo con contenzione farmacologica piuttosto che contenzione fisica, e non so cosa vedranno i miei figli. E mi viene aumentato di 6 euro al giorno, compreso il lavaggio dei panni, ma 6 euro al giorno, io mi sono trovata 200 euro in più da un mese all'altro. Ma stiamo dando i numeri? Ma cosa dobbiamo fare? Ma dove bussi, Michela? Cominciamo anche a capire dove vai tu quando veramente l'asticella ha superato il limite. A chi ti rivolgi? Ma io mi rivolgo ovviamente alla direzione della RSA quando ci sono diverse lamentele. Ultimamente mi sono rivolta anche con un legale, ovviamente, che devo pagare io, logicamente, per avere delle risposte. Busso all'ASL di zona che si fa garante di una certa tipologia di comunicazione con la famiglia, che poi viene assolutamente non eseguita, quindi voglio dire c'è gente che si prende un impegno e che poi comunque le cose non vanno bene. Ma voglio dire, ma ci siamo? Ma siamo uomini o siamo caporali? Ma ci siamo o no?
Si prendono degli impegni e non si va avanti. Io adesso ho detto, non so, scriverò la solita letterina al direttore dell'ASL, che il direttore dell'ASL si è prodigato per noi, però tutti si prodigano per noi, ma non si porta a casa niente. Cioè tutti ti chiamano e ti dicono facciamo, brighiamo, vi portiamo con noi, vediamo il sostegno, e dopo spariscono tutti. E non sono solo io in Italia, perché io parlo anche per altre persone. Guarda, mi fai venire in mente, Michela, anzi che saluto, che sicuramente ci sta guardando, Iole, con questo figlio Romano che ormai vegeta in un letto da una vita, ha già perso un figlio, ha questo figlio, lei in carrozzina anche lei, e non riceve aiuti. Mi ha chiamato l'altro giorno, dovrebbe cambiare il materasso a Romano, ma il materasso non arriva, dovremmo prenderlo noi, però prima di spendere i soldi voglio vedere sta roba, come mai non arriva il materasso che dovrebbe arrivare, come mai non c'è una struttura che può accogliere Romano, perché Romano non ce la fa da sola, perché ripeto, è una persona diversamente giovane, anche lei disabile con problemi enormi, e pensate, l'altro giorno mi ha chiamato, io non ce la faccio più Mirella, nessuno viene più a visitare, avevo una signora che mi aiutava, adesso non ce l'ho più, i soldi non bastano mai, sono pochi per le esigenze che hanno queste persone, allora se qualcuno può dare una risposta, perché io quando invito i sindaci tutti fanno tutto, invito come dice Michela, i responsabili, gli addetti ai lavori, soprattutto i medici di famiglia che dicono no, questi aiuti ci devono essere, questi servizi ci sono per legge, devono esserci. Poi mi chiama questa mamma, Iole, che ti sta ascoltando, e mi dice Mirella, sono da sola e non riesco a trovare una struttura, perché non abbiamo neppure un elenco di strutture adeguate. Ci sono, dove sono, cosa costano, chi ha la precedenza, cioè qua non si sa mai niente, ma la trasparenza dov'è? Allora, quello che vorrei chiedere questa mattina anche a Michele Favero, ma la politica dove sta? Tutta parla, tutta in generale, perché questi come la Michela che ha detto ce ne sono tantissimi, lo sappiamo, Iole con questo ragazzo che voi vedete che è veramente una cosa straziante andarli a vedere, ho dovuto prendere anch'io un avvocato per seguire Iole, un avvocato, adesso vedremo come mai questi servizi non arrivano e cosa fare con questa mamma che non ce la fa più. Giusy, poi sentiamo Michele Favero, vai Giusy, scusate per il centralino, ma devo stamattina anche farvi capire, prego. Niente, volevo dire al dottor Favero che lo vorremmo vedere più spesso qui dalla Mirella, almeno qui si può parlare insomma con lei. Allora Mirella, io penso che il ritardo dei soldi di 5 per 1000 se li sono tenuti per prendere gli interessi di un anno e di più, questo è il discorso, l'ho capito da tanto tempo io questo. E non devono fare così, perché non sono solo loro che prendono lo stipendio che lo paghiamo noi salatamente, perché vedi, io avrei anche piacere di pagarli di più, però non vedo risultati, dottor Favero, non vediamo i risultati. Tutti ci dicono vota, devi votare, devi andare a votare. Vedi l'autonomia, abbiamo votato tutti, però non è andata in porto, non va in porto, non so se sia bene o male. Non capisco più niente. Mirella, devi fare qualcosa, sì. Anche te. Guarda che faccio già abbastanza, ti prego Giusy, faccio già abbastanza. No, Mirella, magari, non so, una volta alla settimana devi andare lì per mischiare tutte quelle carte lì che sono da anni, che sono una montagna di carte. No, non capisco più niente. Se li sono tenuti per gli interessi annuali. Vi ringrazio. Ciao cara Giusy, magari fosse così semplice, c'è la privacy, non mi danno una carta, non mi fanno neanche entrare se chiedo qualcosa che non posso fare, specialmente questi dati che poi li abbiamo dappertutto, vedete cosa arriva sui telefonini, come mai? Sì. Sono tutte quelle carte che voi avete firmato in vari posti, che avete dato i vostri documenti per prendere la tazza di ceramica che costa 0,01 centesimo, intanto loro hanno preso tutti i dati e ciao, e i dati sono andati, se li sono venduti, i nostri dati li hanno venduti, voi siete pieni di tessere, perfetto.
state bene attente. Prego Michele Favero. No, noi come Indipendenza Veneta, ripeto, abbiamo messo al primo posto la disabilità. Questo credo sia un fatto unico per un partito che si impegna da sempre, da 13 anni, per portare a casa l'indipendenza del Veneto. E io non cambio nome come vorrebbe qualcuno, ma intanto procediamo con l'autonomia. Non siamo contrari all'autonomia. Non arriva perché, cara Giusy, purtroppo c'è un padre putativo, non c'è il padre naturale di quel processo che è partito nel 2017. Non c'è Indipendenza Veneta che si batte per i veneti, c'è qualcuno che si batte per i propri interessi, per i propri tornaconto personali. Allora io invito i veneti, visto che sono qui da Mirella, a sostenere un partito del territorio, perché solamente noi possiamo portare a casa qualcosa per i veneti, lottando però. Ma non si fa politica, e lo dico a tutti i veneti che stanno comodi sul divano. Se pensate di portare a casa qualcosa aspettando che siano gli altri e dire sempre ma tanto c'è Favero, c'è Mirella, c'è Morosin, non funziona così. Dovete darvi da fare, perché la libertà si ottiene lottando, non rimanendo a casa. E alla signora Michela dico una cosa: scriva a Zaia, scriva alla Giunta regionale del Veneto, scriva al presidente Mattarella Sergio, scriva al presidente della Corte Costituzionale, visto che sono bravi e che dicono che la Costituzione italiana è la più bella del mondo. Per me è solamente la più calpestata del mondo. L'articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Come? In questo modo? Il marito di Michela è un cittadino che ha pari dignità sociale e viene lasciato da parte, viene lasciato vivere con 500 euro al mese? Provassero i nostri parlamentari, i nostri politici che ci rappresentano, anche se non mi rappresentano per nulla, a vivere con 500 euro al mese e poi vediamo se riuscite o meno. Scriva al presidente Mattarella, scriva ai giudici della Corte Costituzionale che vanno in pensione con 600.000 euro l'anno, visto che parlano sempre di sussidiarietà e hanno bocciato in parte l'autonomia del Veneto, che già era di per sé un'autonomia farlocca, perché si tratta di poche funzioni. Scriva a sta gente qua e dica: vi invito a venire a casa mia a toccare con mano la realtà, perché voi vivete in un mondo non reale. Michela, hai già scritto, io so che tu hai già incontrato il presidente Mattarella che ha anche premiato tuo figlio, ecco, per questa esperienza drammatica che avete vissuto. È diventato alfiere della Repubblica. Io ho detto, più che della medaglia, come ho detto prima, servivano un bel assegno, magari sarebbe stato meglio, visto che là soldi ce ne sono. Niente le medaglie, allora sentiamo italiane. cosa dice Michela Moruto. Prego Michela. Allora, volevo solo specificare che Paolo non ha una pensione da 500 euro, ha una pensione un po' più alta perché ovviamente ha lavorato poco. Nella pensione del mio marito, che non basta neanche lontanamente a coprire la retta, non bastava prima, figuriamoci adesso che è aumentata, in questa pensione io dovrei avere anche un sussidio per i miei figli, perché io al giudice tutelare, quando sono stata insignita come amministratore di sostegno solo per avere più problemi, non per altro, ho detto: ma i miei figli cosa mangiano a fine mese? No signora, lei deve prelevare 500 euro dalla pensione più l'accompagnamento per i figli. Ma questi soldi, questa pensione più l'accompagnamento, non basta neanche per la retta del mio marito del 2024. Nel 2025 siamo fuori per fuori. Cosa comporta? Quanti soldi costa la retta di tuo marito? Vedo che cominciamo a fare anche i numeri. Cosa costa ogni mese la retta di tuo marito? Questo mese sono 2.188,50. Il mese scorso erano 1.986. Mio marito questo mese ha preso un po' più di soldi, 1.900, però da 1.900 a 2.188,50 c'è una bella differenza. Considerando che poi io da questi soldi non posso tirare fuori 500 euro dei miei figli, quindi ai miei figli quando arriva a mezzogiorno faccio un piatto di promesse e pacche sulle spalle da mangiare, perché è questo, voglio dire, quindi è questo qua quello che succede. Quindi, ma tu sei andato in regione, hai scritto, Michela, spieghiamo anche i passaggi che hai fatto.
Sì, allora il presidente Zaia ha incontrato me e Paolo ancora quando Paolo era a casa con noi, poco prima del Covid. Ci aveva detto che ci avrebbe aiutato, ma ci ha dato il supporto che danno a tutti quando una persona riesce a tenerla a casa. Il presidente Zaia poi gli abbiamo portato il libro in periodo Covid con tanto di mascherine con i figli, abbiamo fatto la foto con i bambini, una cosa e l'altra. Il presidente Zaia ha elogiato mio figlio quando è diventato alfiere della Repubblica, quando si è andati dal Papa, tutti ci hanno dato elogi, tutti ci hanno portato in palmo di mano, ma la situazione è che il problema resta sempre di chi lo tiene. E quando vai a parlare RSA, ASL o chi altro, cane non mangia cane, e tutta una banda logicamente che dicono ma no, ma sì, ma vediamo, cioè io sono stanca perché io mi sono sentita, è stato un 2024, sono stata operata, sono ancora più disabile di prima e mi prendo mazzate tutti i santi giorni, sono arrabbiata, veramente. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, ciao Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. Volevo fare una domanda al tuo ospite in studio, signor Favero. Allora, a me personalmente, se fosse per me, mi sarebbe semplicemente secessionista, punto, proprio senza vie di mezzo e via parlando. Dopodiché l'Italia, lo sappiamo perfettamente, è un paese politicamente, strutturalmente e come inerzia, un paese centralista e clientelare. E per fare qualsiasi cosa in Italia che vuoi a maggioranza di voti in Parlamento e che vuoi qualcuno che vada a vigilare e azionare in quelle che sono le strutture amministrative, ministeri, via parlando. Questo qua si vede chiaramente dal fatto che sì, è vero, l'autonomia che arriva o che arriverà non è il federalismo che c'è in Germania. Quello che mi chiedo, se è già difficile in Italia avere questo poco di autonomia, come è possibile avere addirittura l'indipendenza? Io non metto in discussione la volontà o la buona fede o l'onestà del tuo ospite, ma io mi chiedo, politicamente si riesce a avere solo questo? Per avere di più l'indipendenza, come si fa? Cioè, dov'è il miracolo di avere i voti in più in Parlamento a Roma o i ministeri che dicono sì, ecco le competenze, bisogna fare barricate, cioè quello di impegnarsi di persona non è sufficiente, perché qua in Italia o se va giù veramente di brutto, è per quello che mi dico secessionista, oppure politicamente parlando, tra i carabinieri, i giudici, tanti politicanti di Roma, che per me Roma è tutto il male e il peggio possibile e immaginabile, non si riesce a ottenere quelle parole politicamente, e questo è il limite che mi vedo. Qua in Italia o te la maggioranza dei voti in Parlamento a Roma, e come si fa? O te va tutto brutto, c'è. Criticare Zaia, come dire, non è che Zaia sia icona, per carità, ma mi vedo che politicamente parlando a Roma, questo è. Come si fa a fare diversamente? Qual è il miracolo per dire? Grazie, ciao. Prego Michele Favero. No, mi spiace, però la colpa soprattutto è dei veneti, perché se non si vota in massa un partito territoriale, e bisogna votarlo in massa, non vuol dire con 100.000 voti, neanche 200.000, cioè con 2 milioni di voti, stai tranquillo che a Roma comincerebbero ad alzare le antenne e a capire che forse gradualmente devono concedere qualcosa. Ma fino a che ai veneti, scusami, ma cambiano il voto da un partito centralista comunque come era il PD, perché ancora c'è uno zoccolo duro, a un partito che è ancora più centralista come i Fratelli d'Italia, è logico che non si capisce e non si va da nessuna parte. La colpa è solo del popolo veneto, mi spiace dirlo, perché non hanno ancora capito che bussando alla porta di Roma non si ottiene nulla. Bisogna costruirla qui la politica del Veneto, bisogna portare a casa un voto che sia un voto importante, almeno di 1 milione di veneti che diano sostegno a un partito territoriale come Indipendenza Veneta che riesca a portare a casa risultati concreti, perché a noi manca la rappresentanza territoriale. Se noi abbiamo lì delle persone che in qualche modo rispondono o a Milano o a Roma, stai tranquillo che saremo sempre una provincia della grande capitale Roma, e prima si fanno gli interessi di Roma,
poi si fanno gli interessi della Campania, Sicilia e così via, e poi arriva il Veneto, perché vorrei ricordare, anche per i fondi del PNRR periodico, come lo definisco da anni, la maggior parte verrà data al Sud Italia, e il Sud Italia non ce l'ho con il Sud, io parlo di numeri. Il Sud Italia ha i comuni in dissesto finanziario, la maggiore evasione fiscale, presenta dei bilanci dei loro consigli regionali che sono tripli rispetto al Veneto. Cioè c'è una forma di spreco di denaro pubblico e ancora continuiamo a dare soldi, l'Italia ovviamente. Se i veneti sono malati della sindrome di Stoccolma perché sono innamorati del tricolore, se ne rendono conto pagando. C'è un detto veneto che dice mai che se vuoi no doe. Bisogna togliere il tricolore, strappare il tricolore dal cuore del Veneto e mettere il leone di San Marco. Noi siamo un'altra cosa e dobbiamo essere rappresentati da veneti che amano il territorio, non da veneti che fingono di amare il Veneto ma vanno a Roma per tutelare i propri interessi personali e non quelli del popolo veneto. Allora, visto che non abbiamo il contraddittorio in presenza, però lo abbiamo con questo servizio, andiamo a vedere Indipendenza Veneta e anche Marcato. Io ho sentito dire molti adesso che fanno dei moniti, no, verso Marcato, attenzione perché chi esce dalla Lega poi non rientrerà mai più, stai attento Roberto, eccetera. Ecco, io credo che un uomo libero debba seguire proprio il suo cuore. Le orecchie di Roberto Marcato in questa settimana staranno fischiando a più non posso. Il suo nome rimbalza di frase in frase, di chat in chat, mentre il diretto interessato scansa dichiarazioni ufficiali e affida a Facebook frasi sibilline, ma già da sabato ha fatto intendere che si sta guardando intorno. C'è chi lo vorrebbe creatore di una nuova Liga Veneta staccata dal carroccio salviniano, un soggetto che potrebbe portare con sé non pochi leghisti delusi. E poi ci sono le sirene indipendentiste. Roberto si è sempre dichiarato indipendentista, è innanzitutto un amico, perché nei momenti dove così ho avuto bisogno di chiamarlo anche per la sua empatia verso il popolo veneto, è sempre stato disponibilissimo. Credo che Roberto sia diventato in qualche modo così invidiato da qualcuno, i nomi magari li mettete voi. Qualcuno ha iniziato a vedere in lui un avversario per questa sua empatia con il popolo, per questo suo linguaggio, se vogliamo, molto basico, molto popolare, che però lo fa diventare un personaggio del popolo veneto, amato dai veneti, anche per i voti che lui riesce a portare a casa. E io credo che nell'anima di Roberto ci sia sempre questa voglia di Veneto. Se quello del segretario di Indipendenza Veneta non è un endorsement, poco ci manca. Io credo che Marcato sia un uomo che può fare la differenza adesso, che può incardinare così anche i veneti a seguire una strada diversa dalla politica italiana, perché oggi il Veneto ha bisogno di un partito territoriale che si occupi esclusivamente dei problemi del Veneto. Quanto è alta la percentuale di un clamoroso passaggio lo sa soltanto Marcato. Certo, pare difficile possa concretizzarsi. Troppo alto il rischio di un salto nel vuoto, ma Indipendenza Veneta è convinta che sia l'unica strada per smarcarsi dalla Lega salviniana. Questo leone marciano che nasce nel cuore di ogni veneto indipendentista come io e tanti altri non c'è nella Lega di Salvini, se vogliamo essere sinceri. Poi se vogliamo giocare allora va bene tutto, però la coerenza innanzitutto in politica per noi è un valore assoluto. Chi può portare avanti un'autonomia forte, non questa, uno statuto speciale e chissà mai anche l'indipendenza, come auspichiamo noi, deve farlo perché lo sente dentro, a prescindere dal potere politico che si ha in questo momento. Altrimenti la politica diventa una specie di merchandising, di mercimonio. Allora, prima di commentare questo servizio che era del 2023, per capire cosa è successo in tutto questo periodo, questa Lega che sembra, poi se vedremo anche un servizio, quello che ha detto anche Tony Darè, ecco cosa sta succedendo. Prima però sentiamo Tamara da Spresiano, vai Tamara. Ciao Mirella. Ciao. Buon anno intanto. Grazie cara, ricambiati. Ascolta Mirella, io volevo dirgli una cosa alla mamma Michela. Sì. Scusa, no, non devo...
So cosa vuol dire avere una persona a casa malata, perché anche mio papà ha l'Alzheimer. Però io devo dire una cosa alla mamma Michela: si faccia forza per i suoi figli, perché un giorno la ringrazieranno i suoi figli per la vita che gli ha dato, che sia suo marito, che sia suo papà, perché vedo che anche mio papà ultimamente sta molto male, perché anche lui ha l'Alzheimer, e vedo che ogni giorno mi dà la forza di vivere per tutti e 3 i figli che ha. Mi raccomando, signora Michela, si faccia forza. Ciao Mirella. Ciao cara Tamara, salutami anche, abbracciami le mie donne, ecco, un gruppo di ragazze che io seguo da tanto tempo, abbiamo veramente un bel rapporto. Grazie Tamara per questa testimonianza. Allora sentiamo anche cosa dice invece l'altro giorno, cosa ha detto Tony Darè. Leghista patentato, ripeto, anche per l'ultima tessera della Lega Nord, quella che mi è stata inviata il mese di dicembre, dove sono ancora della Lega Nord, sottolineo, e non la Lega Salvini Premier, per Salvini Premier, anzi per Salvini Vice Premier a questo punto. Nessuno può dire a Gian Antonio Darè di non essere leghista. La Lega Nord infatti gli ha rinnovato la tessera, cosa che fa puntualmente dal 1992. La lettera firmata dal Consiglio federale, che resta in via Bellerio, gli è arrivata a casa sotto Natale, e poco importa se la Lega per Salvini Premier lo abbia espulso nella primavera del 2024 senza tanti complimenti. Insomma, Darè è la dimostrazione plastica dell'esistenza di 2 leghe. La Lega Nord esiste come? Ha purtroppo 49 milioni di malagestio e quelli sono in carico alla Lega Nord. La Lega Salvini Premier si è svincolata da questo, per questo sono 2 entità politiche diverse, ma che nascono comunque dalla Lega Nord. Una Lega Nord dal passato glorioso, ma oggi di fatto commissariata, che potrebbe diventare però il modo più facile per smarcarsi dalla gestione Salvini e tornare a puntare sulla questione settentrionale. Questa resta la priorità per Darè. Tutti devono prendere atto che questa Lega Salvini Premier non è assolutamente, e non rispecchia sicuramente il nostro territorio. Deve prenderne atto anche Zaia. Certo che sì. Zaia, che Darè vedrebbe bene a Roma nell'esecutivo Meloni, magari al posto di Daniela Santanchè. Io lo vedrei bene come ministro al turismo, visto che c'è qualche ministro che mi pare un po' in difficoltà. Un ripasto di governo potrebbe essere prossimo, e un buon ministro come Zaia al turismo, che è la prima voce, diciamo, del PIL del Veneto e non solo del Veneto, sarebbe veramente un punto in più. Quanto a Salvini, un sostituto ci sarebbe già, basta guardare più a est. Io vedo molto bene Federica per il semplice motivo che è stato parlamentare, è presidente di regione, quindi mette assieme la politica romana assieme alle esigenze del territorio. All'orizzonte il voto per le regionali in Veneto, ancora da fissare e pieno di incognite, tranne una. Con la Lega o senza la Lega io ci sarò. La tessera ce l'ha già. Certo, una sì, sicuramente. Allora, prima di sentire il commento di Michele Favero, Indipendenza Veneta, vorrei sentire il commento di Michela Morutto. Qui i problemi che ci sono, cosa ne pensi della politica in generale? Prego Michela. Allora, io sarò molto breve. La coperta è talmente corta, stretta, che tira a destra, tira a sinistra, tira al centro. Grandi cose non si possono fare. Io non ho colore politico, io ho il colore delle cose fatte bene e fatte con la testa. Credo che non sia una cosa semplice, quindi io sinceramente, quando è ora di andare a votare, mi viene tanto da sorridere, per carità, perché tira di qua, tira di là. Vedo che chi ovviamente se la prende sempre in quel posto, nei denti, diciamo, è il popolo che purtroppo più di quello non può fare. Ecco, io sono così. E basta vedere anche l'astensione che c'è, la dice lunga, perché sono numeri che fanno impressione, perché dovrebbero far riflettere la politica. Sentiamo come commenta allora Michele Favero, sia i servizi che abbiamo visto
che quello che ha detto Michela Moruto. Una cosa, non votare è la cosa peggiore che si può fare, perché significa che un numero sempre minore di persone dà sempre più potere a poche persone. Così contano anche sul fatto che la gente stia a casa e questo non risolve il problema. Allora ripeto, il Veneto ha bisogno di un partito del territorio. Non so più come dirvelo, non posso mandare una raccomandata a casa a tutti i veneti. Seconda cosa, nei servizi che ho visto c'è un ingrediente che manca a sedicenti leghisti indipendentisti, si chiama coraggio, non ce l'hanno, perché prima guardano allo stipendio che portano a casa e poi guardano il popolo. È una differenza enorme che contraddistingue Indipendenza Veneta da questi signori qua. Poi sai, da re che a Vittorio Veneto sostiene la sinistra e parla di Lega mi fa francamente un po' ridere. Ecco, io aggiungo un altro ingrediente, si chiama etica. Quando uno ha dato alla politica buona parte della sua vita, dovrebbe avere la decenza, il decoro di rimanere a casa e dire adesso ci sono dei giovani che possono fare politica anche al posto mio e delegare, oppure consigliare sarebbe ancora meglio. Io ho molta stima di Alberto Stefani, perché è una bella persona, una brava persona, capace. Mi auguro che abbia nel cuore la Liga Veneta e non la Lega di Salvini Premier. Questo mi auguro. Per il resto non so che dire. L'unica cosa, l'unica certezza che ho è che Indipendenza Veneta andrà avanti, servissero altri 50 anni, andremo avanti per altri 50 anni. Non so se sarò ancora io il segretario o se sarò ancora in vita, ovviamente. Però sicuramente non cambieremo mai nome, non cambieremo obiettivo, perché vogliamo che i veneti abbiano la dignità che meritano. 1100 anni di storia non ce li toglie nessuno, soprattutto non ce li tolgono 150 anni di storia ingloriosa di questa Italietta che ci ha portato a 2 guerre mondiali di invasione e a miseria. Rammento che nel 1870 il Veneto aveva il record di mendicanti, si moriva di pellagra. Abbiamo avuto la più grande immigrazione di tutti. Vero è che ci sono più veneti in Brasile che non in Veneto. Vediamo l'immagine di questa nave, vediamo se riusciamo ad averla, che è un'immagine molto importante che fa capire, ecco, cosa succedeva, ma io non direi proprio tantissimi anni fa, a dire il vero. Ecco, in poco tempo è cambiato tanto, però la storia è storia. Prego Michele, eccola qua questa foto. Benissimo. Sono i veneti che vanno in Brasile. Benissimo. Io ho scoperto che il Veneto ha la maggior parte dei migranti d'Italia visitando il Museo dell'Emigrazione di Recanati, non in Veneto, perché non lo sapevo. Anche qui la Lega che cosa ha fatto in tanti anni di amministrazione? Qual è stato il suo supporto alla cultura veneta? Direi quasi zero, perché c'è una differenza sostanziale tra essere nati in Veneto ed essere veneti. Ecco perché dico che la prima materia che dovrebbe essere portata a casa è l'istruzione. Ma è possibile che in Inghilterra, in America, si studi la storia della Serenissima e in Veneto no? Abbiamo Michela da Verona, vai Michela. Pronto? Pronto? Sì, prego. Sì, sono Luciana. Comunque, volevo sostenere che bisogna avere l'indipendenza del Veneto. Solo con l'indipendenza possiamo andare a fare quello che vogliamo noi. Indipendenza. Abbiamo sentito Michela da Verona, prego Michele Favero. Grazie anche di questo augurio e noi ci battiamo proprio per questo e voglio anche dire una cosa, che noi amiamo l'Italia perché è il più bel paese del mondo. La penisola italiana ha portato al mondo il Rinascimento prima che l'Italia fosse unita. Il 99,9% dei turisti vengono qui a vedere le opere del Rinascimento, non del Risorgimento. Pertanto l'Italia ha avuto il suo massimo splendore quando era divisa in tanti stati, quando dava spazio alla creatività e quando soprattutto non doveva mantenere una pletora di parassiti che paghiamo e per non avere nessun risultato in cambio. Voglio ricordare a sedicenti esperti e professionisti della politica, a chi anche rivendica il 4º mandato, che
I sedicenti professionisti della politica ci hanno portato a 3.000 miliardi di debito pubblico. Visto che il Presidente della Repubblica si è lamentato del fatto che si spendono più soldi per le armi che non per questo cambiamento climatico che ha molte ideologie e poca concretezza, volevo ricordare che spendiamo anche più soldi per gli interessi passivi che non per l'istruzione. Questo è il grave danno. Luigi da Verona, vai Luigi. Sì, buongiorno Mirella, auguri meritatissimi, veramente di cuore. Per quanto riguarda gli interventi che ha appena fatto il segretario dell'Indipendenza Veneta, Michele Favero, auguro a tutti i veneti di fare tesoro di quanto appunto ha detto poco fa e di quanto sta dicendo, perché solo così potremo uscire da questo marasma politico. Non ci sono altre alternative, è inutile che la gente si lamenta, veramente bisogna che la gente cominci a interessarsi anche della politica, cosa che viene snobbata e sappiamo le motivazioni. Volevo farvi anche un complimento per quanto riguarda la sicurezza stradale, che ho visto che avete mandato in onda degli spot, ma manca una voce, Mirella, manca quella voce forse di importanza maggiore, che è la distanza di sicurezza. Invito ad aggiungere anche questa cosa, importantissima. Buon lavoro, buona giornata, arrivederci. Grazie Luigi. Allora, rispondendo alla tua domanda ultima, Luigi, ti dico che noi siamo con i familiari nazionali vittime della strada, con la Presidente Giuseppina Cassaniti. Tanto è vero che i fogli adesso che verranno firmati saranno con Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada. Questa Presidente non ha solo l'airbag, ma un elenco di protezione per la sicurezza stradale, che è stato snobbato completamente dalla politica, nonostante le migliaia e migliaia di firme che si sono raccolte. Allora noi andremo a Bruxelles, porteremo questa petizione che faremo, domenica saremo ad Arcade. Ecco, grazie anche, devo dire, al sindaco Presti e agli alpini che hanno messo a disposizione lo spazio per raccogliere firme. Saremo lì dalle 12 alle 18, poi vedremo se continueremo, vedremo l'affluenza di pubblico che ci sarà, perciò noi continueremo, poi saremo a Milano. Abbiamo già preso i contatti con Milano, grazie anche al dottor Paolo Griboldi che ci metterà a disposizione questa location. Saremo a Roma perché dobbiamo andare nelle città più importanti per capire l'importanza della sicurezza stradale, perché qui non c'è verso che riescano a capire. Noi abbiamo una tecnologia che ci permetterebbe questo, sia anche ai motociclisti di avere questo airbag obbligatorio, perché in Italia se non fai obbligatorio come non ce l'hai, costerebbe anche molto meno se riusciamo a farne tanti, perciò capite l'importanza di firmare, visto anche i morti che abbiamo avuto anche appunto di questi giovanissimi motociclisti e di queste famiglie distrutte, perché lamentiamo che la stanno raccogliendo anche i genitori che hanno perso i loro figli. Per chiarire, perciò chi vuole domani andare a firmare, che è vicino ad Arcade, dalle 12 alle 18 voi troverete il gazebo il gazebo Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada. Allora, prego. Per fare un inciso all'ottimo intervento di Luigi, ecco, vorrei dire una cosa, siccome anche per sfatare alcune cose che sono assolutamente false. L'Italia ha il 30% in più di forze dell'ordine rispetto a tanti paesi europei. Vogliamo impiegarle bene queste forze dell'ordine? È possibile nel tratto di autostrada 90 Cessalto, dove abbiamo mediamente un morto ogni 15 giorni, mettere le macchine della polizia in quell'autostrada? E fare in modo che la gente, come ha detto Luigi, e questo è sacrosanto, rispetti la distanza di sicurezza? Toglietele per quello le patenti. Non perché uno beve un bicchiere di vino a mezzogiorno, alzando le multe in modo solo che palesemente è la palissiano solo per fare cassa. Vogliamo salvare vite umane?
polizia in autostrada dalla mattina alla sera, non per scortare le squadre di calcio che vanno in trasferta. Chi se ne frega, scusatemi, le squadre di calcio che spendono i propri soldi, che non so, assumano degli agenti personali, ma la polizia la vogliamo vedere nelle autostrade e nelle strade per far rispettare limiti di velocità e per far rispettare distanze di sicurezza, soprattutto. Poi benissimo per il telefonino. Non è tollerabile vedere la gente che guida con il telefonino. Per tutto il resto però bisogna mediare, perché altrimenti poi ci sono dei danni, diciamo così, che facciamo anche alla nostra economia, esagerando su tutto, e passiamo da 0 a 1000, come è facile in questo paese, no? E poi i comuni veneti si diano una regolata, perché non è con gli autovelox che si salvano le persone. Anche questo serve per fare cassa. Gli autovelox metteteli davanti alle scuole, lì non è possibile che gli studenti che vanno a scuola vengano investiti. Non nelle tangenziali dove mettete il limite che passa dai 90 ai 70, anche qui solo per fare cassa. Per piacere, la cassa andate a batterla a Roma, andate a batterla a Palazzo Balbi, dite a Zaia che vada a Roma con 18 miliardi di residuo fiscale. Non possiamo avere un territorio che è ormai, diciamo così, alla stregua di tanti territori del sud dove i soldi vengono scialacquati, e i nostri soldi. Basta, è ora di dire basta. Allora sentiamo Michela Moruto, abbiamo sentito sia la politica ma anche la fragilità, ecco, che veramente non viene ascoltata, non viene data risposta, non si spiega il perché no, perché non mi aiuti, eppure ho tutte le carte in regola, specialmente quando ci sono anche minori o diversamente giovani o giovani. Cosa vuoi dire, Michele, come ci vuoi salutare? Ma c'è ben poco da dire, voglio dire, c'è da prendere coscienza di questo enorme problema che sono le malattie invalidanti che non danno a nessuna speranza, voglio dire, e che sono in netto aumento. Purtroppo i numeri sono spaventosi e non c'è scritto tocca a me, tocca a te, tocca a Tony, oggi a me, domani a te, quindi parliamone, ma non parliamone pur parlè. Non dateci la pacca sulla spalla, non dateci il premio, non dateci l'orpello. Abbiamo bisogno di sostegno e soprattutto, voglio dire, se c'è bisogno, armiamoci, no? Armiamoci ai partite, perché io sono sola e non ho nessuno alle spalle, quindi conto ben poco. Io mi lamento tanto, faccio, però voglio dire, mi giro, sono sola, non ho associazioni, non ho niente. Quindi prendiamo atto di questa cosa, perché i numeri sono veramente impressionanti. Ecco, e ringrazio Mirella perché è sempre con noi. Grazie Mirella, grazie a tutto quello che fai. Allora, il Babbo Natale non sono riuscita a portartelo perché non è arrivato, però la Befana sì, perciò ti arriverà la Befana di sicuro, perché veramente bisogna supportare queste famiglie, questi minori, perché Michela da sola non può farcela, non ce la farà mai. E soprattutto questo giovane uomo che purtroppo si è ammalato giovanissimo di questa terribile malattia che è l'Alzheimer. Perciò Michela, sai che puoi sempre contare su di noi, su questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, che grazie anche a questo aiuto che mi danno, questa benzina che mi mettono nel motore, che riesco ad aiutare le fragilità, ecco, che veramente sono veramente tante, e faremo il possibile. Grazie, grazie Michele, un abbraccio anche ai tuoi figli, un abbraccio anche a Paolo, mi raccomando. Allora, Michele Favero, come ci saluta? Dateci una mano per fare ritornare il Veneto grande come merita, per premiare i lavoratori veneti e per sostenere le famiglie venete con i disabili, perché la dignità e la libertà non hanno prezzo. E allora bisogna lottare e bisogna essere tutti pronti a scendere sul campo di battaglia e non stare seduti sul divano. Quando si chiama all'appello bisogna rispondere presente e non stasera ho la pizza, domani sera ho il compleanno, stasera c'è la partita. No, c'è prima la libertà, se mi concedete, cari veneti, altrimenti ritorno a dire in Veneto mai che se voi non dove, tenetevi il tricolore e così vedrete che il tricolore vi ripagherà con il tridolore che vi ha portato fino adesso. Abbiamo sentito anche le riflessioni del segretario di Indipendenza Veneta Michele Favero, grazie, veramente grazie. Pubblicità.
stati graditi ospiti. Abbiamo in presenza Ezio Marchioni, vicepresidente Associazione FIAB di Conegliano, esperto promotore di mobilità ciclistica, ed è molto importante sentire cosa dice anche Ezio Marchioni in merito al nuovo codice della strada che interessa un po' tutti. Saluto anche il dottor Paolo Bordignon, non c'è ancora, prego. E allora andiamo appunto con Ezio Marchioni. Allora Marchioni, cosa sta succedendo con questo nuovo codice della strada? Meno incidenti, hanno bevuto meno, i ristoratori sono un po' preoccupati perché hanno venduto meno vino, ecco, tutti quanti bravi. Lei cosa dice, cosa vede? Sta succedendo un po' il risveglio di tutti questi mesi in cui la nostra associazione cercava di attenzionare questa riforma, che è una controriforma essenzialmente, perché su molti aspetti purtroppo porta il nostro paese indietro addirittura, e su tanti altri applica delle soluzioni che poi in verità non fanno niente, non portano niente di buono. Quello che dovrebbe fare una riforma di un testo normativo, migliorarlo, adattarlo al nostro contesto attuale, storico. Ecco, non è adattare al contesto storico attuale, per esempio, limitare tutte le nuove misure che erano state introdotte dalla scorsa riforma per migliorare la ciclabilità nei comuni, nelle aree urbane, ma non è neanche adatto al momento attuale essenzialmente bombardare i dispositivi di moderazione del traffico. Per esempio, se noi guardiamo alle zone 30 o agli autovelox, queste cose che hanno avuto i loro passati, diciamo, rocamboleschi, sia per mancate trasparenze delle amministrazioni che per singoli casi che purtroppo hanno fatto la cronaca nazionale, che però sono degli strumenti fondamentali, essenziali per migliorare la sicurezza stradale. Parlava prima l'ospite che secondo lui gli autovelox andrebbero messi per esempio davanti alle scuole, assolutamente, ma magari anche troppo. Ma cioè, sono cose che servono. Purtroppo questa riforma va a denigrare la reputazione dicendo dicerie che non stanno né in cielo né in terra, e mettendo poi, andando su una deriva completamente come dire, proibizionista sulla guida sotto effetto di sostanze o cose del genere, che da un certo punto di vista ovviamente è condivisibile, però va a cancellare lo stato di alterazione che per persone che devono assumere cannabinoidi o simili per curarsi, per le loro terapie, adesso rischiano di essere messi dietro le sbarre quasi. E poi, come parlava appunto Mirella, menzionava giustamente, abbiamo visto a Capodanno che gli acquisti di alcolici ai cenoni sono crollati a picco, e questo è un po' una paura, perché appunto sono state aumentate le pene adesso, ma giustamente, perché l'Italia a livello europeo era il paese con il tasso alcolemico consentito alla guida più alto di tutti i paesi. Diciamo che questa riforma sta appunto avendo un riscontro negativo, giustamente, ma finalmente, che purtroppo non c'è stato in tutti i mesi mentre stava venendo redatto il testo, e quando, anche se è ancora presto per cantar vittoria, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, appena 2 settimane dopo il rilascio del testo normativo, dice che gli incidenti sono ridotti, non mi ricordo l'esatta percentuale. Purtroppo non è vero. A livello nazionale, in tutto l'anno, nel 2024, gli incidenti e i decessi, gli scontri stradali, chiedo scusa, e i decessi nelle nostre strade sono aumentati, eccetto un caso molto particolare, perché ha scalfito l'opinione pubblica nazionale in questi mesi, ovvero quello di Bologna. Bologna ha intrapreso il percorso di diventare città 30, il primo grande capoluogo di regione in Italia che è diventato città 30, ma pioniera è stata Olbia in Sardegna, e ha visto i morti calare del 33%, di 1/3. Gli incidenti, scontri stradali di nuovo, in generale sono crollati anche quelli, sono aumentati i passeggeri del trasporto pubblico, i passaggi in bicicletta, è diminuito l'inquinamento da monossido di carbonio e altri inquinanti che sono riconducibili al traffico veicolare, e
l'opinione pubblica sta cambiando, Bologna si sta rendendo conto che è stata una buona scelta, ma perché lo era a prescindere. Bologna ha fatto una campagna di comunicazione incredibile, che è quella che spesso manca quando vengono fatte queste riforme, e lo stiamo vedendo appunto con il codice della strada anche. Allora, Ezio Marchioni, come mai un giovane uomo prende a cuore questa particolare vicenda che sono purtroppo i morti che abbiamo, gli incidenti che abbiamo, soprattutto ecco, queste piste ciclabili, questo correre in bicicletta su strade pericolosissime. Noi dobbiamo dire anche la verità: quando usciamo di casa, se prendi la bicicletta devi farti il segno della croce che ti vada bene, perché non sono solo le strade, quelle provinciali, sono anche i viottoli di campagna che all'improvviso può sbucare di tutto e di più. Io le trovo più pericolose delle altre, a dire il vero. E poi soprattutto questi automobilisti, questi motociclisti anche, che non si rendono conto della pericolosità, della velocità. Io l'altro giorno vicino alla provincia c'è questa strada che collega all'autostrada, è una strada anche della provincia proprio, aveva fatta Zaia quella volta. Perché? Perché mi ha sorpassato una Porsche, penso che andasse via a 300 all'ora. Era una bomba, nel vero senso della parola, con tanto di cartelli dei 50 o al massimo 70 all'ora. Ma questo lo vediamo tutti i giorni, questa frenesia di correre, di non rispettare, come dice Ezio, il limite di distanza. La distanza è fondamentale, questa segnaletica stradale che c'è, puoi anche criticarla, ma devi rispettarla. Se c'è, se l'hanno messa, tu devi rispettarla. Ecco, gli autovelox, io ho capito, però se continuiamo a correre così cosa dobbiamo fare? Le macchine che ci dicono che arriva l'autovelox, perciò devi veramente rallentare, ma poi devi continuare a correre. Eppure quello che io penso è il buon senso. Queste persone che escono di casa, ognuno si fa le proprie regole. Salgo in macchina, ma chi se ne frega di accendere i fanali anche se c'è la nebbia che la vedo? Ma cosa servono i fanali accesi? Le frecce nelle rotonde, dove vado, cosa faccio, chi arriva primo? Ecco, c'è una confusione che fa spavento. Come vedi la situazione? Perché sono messaggi che poi diamo ai nostri figli, a questi bambini, che se tu li educhi bene crescono anche bene, ma se io vedo la mamma che non mi mette la cintura, anche dietro le cinture non si mettono, perché nessuno, guardate, se qualcuno ha le cinture dietro sui sedili posteriori, eppure ognuno si fa le proprie regole. Poi quando viene sanzionato, no, ho ragione io, perché non dovevano sanzionarmi. Ecco, prego Ezio. Mirella mi ha dato uno spunto incredibile su quest'ultimo punto, perché l'intera vicenda degli autovelox in quest'ultimo anno e mezzo è stata infiammata solo perché una persona ha deciso no, io non posso essere sanzionata e so il cavillo da sfruttare per annullare questa sanzione. Ha causato un autoveloxcidio in tutta la regione, ma tutto il paese, ma sulla vita delle persone. È scientificamente dimostrato da studi che non ho qua con me, ma li ho studiati perché io studio questa materia sia all'università che in associazione, che gli autovelox possono ridurre i decessi in quel determinato tratto di strada fino addirittura al 93%. È un numero eclatante che non dovrebbe invogliare chiunque a impugnare uno strumento di salvaguardia della vita umana perché non voleva pagare 150 euro, 200 euro, quel che sia, una sanzione per un comportamento illecito, perché il limite di velocità, come dovremo sapere, è un limite, non è la velocità minima consigliata, quello è il cartello blu con il numero bianco. Quindi davvero penso che in generale vi sia un menefreghismo generale, purtroppo. È forse una caratteristica intrinseca del nostro popolo, di noi italiani? Questo non lo posso dire, non sono un sociologo. Però diciamo che sull'aspetto delle cinture di sicurezza avevo visto una statistica che mi aveva spaventato, mi aveva sorpreso addirittura, perché non me l'aspettavo, che non mi ricordo il numero esatto, ma era attorno al terzo di tutti gli italiani che non mettono la cintura dietro, nei posti dietro di un autoveicolo. Io sono rimasto assolutamente scioccato, è una cosa che per fortuna mia ho avuto dei genitori molto bravi che mi hanno insegnato
determinate cose per bene. Io ho sempre messo la cintura dietro, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, che non si debba fare. E su questo serve tanto il lavoro dei genitori. Anche la scorsa volta che ci siamo incontrati, io e Mirella, parlavamo che ogni tanto magari è un po' la pigrizia di chi non vuole non spostarsi in auto, magari provare a andare a piedi, in bicicletta, queste cose. Ecco, anche quella secondo me è instaurata dai genitori, il modo di comportarsi con l'esterno. Vabbè, ma fin vai a prendere il figlio in macchina all'entrata delle palestre, delle scuole, questo ragazzo non imparerà mai quello che è veramente, cosa vuol dire la sicurezza anche di capire quando tu esci da scuola o da casa come ti devi comportare, con quali mezzi usare. Proprio non ci siamo. Io ho raccontato proprio l'altro giorno, Ezio, che proprio qui vicino a San Biagio, quando sono arrivata con la macchina, questo papà con questo bambino, il papà era davanti, questo bambino era dietro, lui ha attraversato, io mi sono fermata, ha attraversato tranquillamente, senza neanche salutare, il bambino piccolissimo mi ha guardato e ha fatto così e mi ha ringraziato. Ecco, capite che qua non era la famiglia o il papà, qui era la scuola che ha insegnato a questo bambino quando si attraversa la strada come si attraversa, e ringraziare anche magari salutare la persona. E questo mi ha fatto molto piacere, perché io punto molto sui giovani, Ezio, ci credo molto. Ecco, vedo anche che molti di loro perdono le vite, anche se qualcuno insiste a dire che dobbiamo rivedere ai sessantenni la patente. Io direi invece che a questi ragazzi, prima di dare la patente, come dice Gigi Pirollo che fa guida sicura con l'ACI, quando escono dalle autoscuole lui dice non sanno guidare. Qui bisogna insegnare la guida, ma la guida non solo nella macchina ma anche della bicicletta, del monopattino, perché qui è un caos totale. Ecco, quando ti cade la bicicletta davanti, poi vai a spiegare che si è buttato, oppure nelle strisce pedonali. Cosa c'è che non va secondo te? Perché culturalmente non ci siamo proprio, basta uscire al mattino e non diranno mica che non c'è informazione, che non sanno. Cioè, questo non voler vedere, tanto a me non capita, ho fretta e devo correre in qualsiasi modo. Prego. Mirella, davvero non ti so rispondere, come ho detto prima, sarà un menefreghismo generico, generalizzato, e però appunto incide molto l'educazione che si fa sicuramente a casa, a scuola, ma in questo ambito nelle appunto autoscuole. E su questo io sinceramente non lo so, cos'è che sta succedendo, cos'è che non funziona, perché è vero che tante persone escono fuori e guidano male, però sicuramente influisce il tanto che siamo in una situazione di così generale mancanza di rispetto delle norme stradali, che uno esce da scuola guida e dice bene, adesso posso fare quello che voglio perché ho finito il periodo in cui dovevo stare buono. Davvero lo dimostra la statistica che la prima causa di morti per gli under 26 sono gli scontri stradali. Cioè i ragazzi della mia età, la prima causa per cui muoiono è perché muoiono in strada, sì, in uno scontro stradale, o vengono falciati sulle strisce o in bicicletta, come era successo a Treviso quest'autunno, qualche mesetto fa, in viale Vittorio Veneto, o in un incidente scontro stradale. Per esempio era successo a Orsago, vicino a casa mia, ormai forse più di un anno fa, in una via che è notoriamente mal progettata. O in Viale della Repubblica, quella ragazza poveretta, e anche Giulia, ecco, ricordiamo Giulia poveretta. Giulia in Viale della Repubblica, per cui una strada pericolosissima. FIAP Treviso ha fatto un flash mob in ricordo di Giulia e di tutte le altre vittime della strada. Allora andiamo a vedere questo video che ha portato Ezio Marchioni, appunto video FIAB, e poi lo commentiamo.
Guardiamo questa strada, guardiamo questa ciclabile, è una ciclabile pericolosissima. Io ho visto con i miei occhi persone con anni di esperienza di biciclette da strada cadere nel fosso. Abbiamo un cordolo strettissimo, abbiamo il fosso, abbiamo una strada che è troppo larga, troppo dritta e che, come ha detto lei giustamente, invita alla velocità. Uno spazio di frenata di 15 metri, la velocità è l'esito dell'alcol test e una strada, Viale Vittorio Veneto, pericolosa. Accanto alla carreggiata corre la strada pedonale. Marco Cararetto, come buona parte dei ciclisti, stava transitando lungo la strada che costeggia il fossato, una strada su cui FIAB torna a puntare il dito ipotizzando l'urgenza di abbassare il limite di velocità. In ambito urbano non è possibile non estendere un limite di 30 all'ora, perché a 50 km/h, come purtroppo ne abbiamo l'ennesima dimostrazione, le possibilità di lasciarci la pelle sono 8 su 10. È come cadere dal terzo piano di un palazzo. 30 km all'ora e più controlli e più in generale un cambio di mentalità per chi della viabilità può decidere. Di sicuro
va considerata una città in modo olistico, quindi lavorando sia sul fronte delle possibili alternative e sia sul fronte della mobilità. Una persona ha il diritto di spostarsi come vuole, in sicurezza, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Parliamoci chiaro, se una persona alla guida di un'automobile va a 50 all'ora, 60 all'ora, 70 all'ora e magari sta anche guardando il cellulare, non c'è giubbino catarifrangente che tenga. Si parlava appunto di pista ciclabile, di piste ciclabili col nostro ospite Ezio Marchioni, per capire che forse anche queste dovrebbero essere messe in sicurezza. Delle volte non si riesce a capire, finisci la pista e trovi il palo della luce davanti, magari come una mia amica un po' sopra pensiero l'ha centrato in pieno 2 mesi col gesso. Allora, cosa c'è che non va? Chi dovrebbe controllare e quali controlli dovrebbero essere fatti? Prego Ezio. C'è una cultura di progettazione delle infrastrutture ciclabili, purtroppo spesso negli uffici comunali, ma anche perché sono carichissimi di lavoro, che è spesso assente se non molto obsoleta. Ma questo non la faccio una colpa loro, la colpa è chiaramente di chi continua a fare norme su norme confusionarie e poi non prevede corsi di aggiornamento che magari anche accreditino crediti, o, insomma cose che si possono fare ma che vengono scelte chiaramente di non essere fatte. E quindi la pista ciclabile di Viale Vittorio Veneto a Treviso era un esempio di questa, che era stata fatta tanti anni fa e poi, come ho preso in questo luogo, tra l'altro non era a norma e per quello è stata cambiata, ma ancora tuttora non è esattamente progettata correttamente. Infatti sul lato destro orientale abbiamo quelli che una volta erano dei passeggi tranquillissimi e ora sono per non stringere la strada, che si potrebbe probabilmente fare senza troppi problemi, adesso sono un percorso misto promiscuo che per chi passeggiava tranquillamente prima adesso deve fare attenzione a chi è in bicicletta, che purtroppo ogni tanto capita, come qualsiasi utente della strada, che non sia attento a quello che sta facendo. Mi parlava adesso Mirella che anche lei stessa ha avuto un brutto episodio su quel passaggio lì, ma appunto molto dipende dalla progettazione ed è uno dei motivi anche per cui sono sceso in pista, in campo. Per rispondere alla domanda che avevo fatto prima. Per una rabbia personale magari, vedendo come le cose stavano andando avanti, ben capendo che non andavano bene, e quindi appunto ho fatto questo corso all'Università di Verona di una nuova figura professionale che si chiama l'esperto promotore di mobilità ciclistica, che tocca un'ampissima varietà di argomenti economici, sociali, culturali, sociologici e di progettazione, proprio perché la bicicletta, chiaramente essendo un mezzo di trasporto, tocca qualsiasi cosa, è semplicemente uno strumento che poi si usa per vivere la propria vita in vari modi. Poi appunto io studio urbanistica e pianificazione del territorio allo UAV, quindi anche per quello, per ovvi motivi, sono interessato a questo, ma forse il motivo principale è stato perché anche io per un po' ci ho creduto. Anche io per un po' ci ho creduto che l'automobile fosse davvero questo strumento liberatorio personale, perché si parla spesso che attualmente in questo momento storico la patente non viene più vista come questo passo di maturità, di cambio di persona. Io ci avevo creduto e poi utilizzandola sempre di più per andare in vari posti, sono pure andato a scuola, sono reso conto di tutti i problemi che comporta, dello stress che io stesso provavo a rimanere intubato nel traffico e a respirare porcherie di tutti i tipi. E quindi da lì mi sono chiesto, ma è davvero questo l'unico modo? È davvero questa l'unica via? Non ci sono altre alternative? Ed è questa la parola fulcro, alternative. Bisogna provvedere più alternative possibili di spostamento, non solo una. Come parlavamo adesso io e Mirella durante i video, spesso ci sono intere zone del nostro territorio, principalmente le zone in cui si va a lavorare, dove non si può andare se non in automobile, non ci sono alternative. Gli itinerari ciclabili sono fatti a groviera, le linee di trasporto pubblico ormai sono degli scuolabus,
purtroppo o non si hanno alternative o non si esce fuori. Allora Marchioni, io penso di non dire una cosa nuova, in certe zone è anche stato proposto, specialmente nelle zone industriali, visto che anche gli autobus non ci sono, perché non ci sono le fermate in molte realtà, di mettere queste car sharing a disposizione di questi ragazzi, di queste ragazze che vanno a lavorare, che non hanno nessun altro mezzo, invece di vederli con queste biciclette che non hanno quello che l'ABC di quella che dovrebbe essere la bicicletta, perché non hanno freni, non hanno fanali, non hanno niente per metterli in sicurezza, invece di mettere queste car sharing che non si riesce a capire, ecco, nessuno spiega perché vengono messe in certe zone, chi decide, non metterli all'esterno di queste zone industriali, magari aiutati anche da questi titolari di aziende che danno la possibilità a questi ragazzi, a queste persone di spostarsi in sicurezza. Perché non viene fatto questo e non è stato preso in considerazione? Il car sharing nell'immaginario socio-cultural politico italiano è una novità assoluta, eccetto alcune realtà vigorose, mi viene in mente Padova, ma Milano prima fra tutte. Esiste ormai da tanto tempo, ma è una cosa che è stata importata in Italia molto tardi. Il primo sistema in assoluto di car sharing è nato ad Amsterdam negli anni 70 del 1900. Spieghiamo anche cos'è bene, così a casa, quelli che non capiscono, che magari non sanno questa... Car sharing è l'associazione di due termini inglesi, car che è automobile, sharing vuol dire condividere, quindi essenzialmente avere delle postazioni o comunque dei veicoli circolanti dentro un territorio che sono liberamente prenotabili e utilizzabili per i tragitti necessari da una platea di persone molto più ampia, perché un autoveicolo in media rimane fermo, parcheggiato il 92% della sua vita, solo l'8% è effettivamente utilizzato e quindi è logicamente sensato andare a cercare di ridurre questo tempo di non utilizzo per avere il più uso possibile da una macchina, appunto. E da lì nasce il concetto di car sharing. Sulla fattibilità per le zone industriali andrebbe provato, perché personalmente non sono a conoscenza qui nella nostra zona, almeno del Trevigiano, di progetti di car sharing o carpooling per esso, che è un'altra modalità di trasporto, che è essenzialmente, banalmente, mettersi d'accordo e fare lo stesso viaggio, perché tante persone fanno uno stesso viaggio con una macchina, facendo i passeggeri magari a turno. Quindi anche quello alla fine è una specie di car sharing, solo che è una macchina di proprietà di un privato, non del comune o di un'altra amministrazione pubblica, insomma. Però si potrebbe fare, almeno provare, dico io, visto che magari in certi posti non vengono utilizzate, come vediamo, perché i turisti molte volte ce l'hanno già negli alberghi dove alloggiano. Sì, le persone a casa, quasi tutte qui abbiamo la bicicletta, bene o male ce l'abbiamo. Il problema è capire di mettere in sicurezza con queste biciclette, visto che ce le abbiamo, alle persone che ne usufruiscono. E invece di vedere che tutti si lamentano, queste persone che girano, specialmente di sera col buio, con questi mezzi che non sono visibili, io penso che qualcuno dovrebbe riflettere, visto che ci sono, le spostiamo e cerchiamo di mettere. Ecco, un po' di buonsenso, ma c'è questo buonsenso, Ezio? Oppure c'è qualcos'altro? Ho fatto il progetto, abbiamo vinto il bando, abbiamo fatto tutto, adesso sono a posto. No, non dovrebbe funzionare così, perché ripeto, poi sono un po' soldi pubblici. Prego. Ecco, purtroppo molto spesso le persone che non hanno gli appropriati dispositivi di sicurezza in bicicletta è anche perché magari sono appena arrivate, non sono a conoscenza della normativa, oppure non hanno neanche la disponibilità economica, anche se in verità è una spesa abbastanza irrisoria, però molto spesso magari sì, è anche vero, non gli si dà troppa importanza, ma FIAB come sempre assolutamente ricorda che è necessario mettere le luci, i catadioptri, controllare i freni, e il casco lo consigliamo in particolar modo se si va a fare escursioni in mountain bike. Allora salutiamo, interrompo perché purtroppo il tempo è tiranno. Anche il sindaco di Arcade, grazie a Domenico Presti di aver preso la linea, perché è molto importante, perché domani ci sarà
questo Panevin che molti invidiano, molti sindaci la invidiano per riuscire a fare comunque sempre, nonostante anche certe perplessità, questo meraviglioso Panevin che è la tradizione, e soprattutto sentire anche cosa ne pensa di questa idea che abbiamo avuto questa mattina, sindaco Presti, di mettere il car sharing, queste biciclette che vediamo dappertutto, anche dove non servono perché nessuno le prende, magari fuori delle zone industriali, perché mancano i mezzi di trasporto e quelli che adoperano queste biciclette forse sarebbero più al sicuro con queste, magari pagate anche dai titolari delle aziende che lavorano, perché stanno diventando un pericolo numero uno queste persone che vediamo di sera senza la minima illuminazione. Cosa ne pensa, sindaco? Poi andiamo al Panevin. Buongiorno a tutti, Mirella. Mi scuso perché appunto ero in piazza prima per la manifestazione. Allora, io credo che nel nostro paese abbia bisogno di fare un salto culturale, perché abbiamo visto che con l'avvento della legge qualcuno sta scherzando su la strada, quanto pericoloso è andare in giro con i portatili e anche le bici e senza le luci. E poi il problema ricade su quel ignaro mobilista che colpisce magari in maniera volontaria la persona che viene a autostrada senza luce perché magari non si accorge. In centro abitato bene o male riesce a vedere, però su alcune tratti di strada extraurbane dove non c'è illuminazione lì il pericolo è incombe. Quindi sarei d'accordo, il problema è che qui le bici poi se le rubano e questo è il problema principale. Beh, ma le rubano anche dove sono messe, se è per quello, sindaco, perché sono alla luce di tutti, però io direi che forse portarli su queste zone industriali sarebbe utile perché è là che abbiamo il problema. Allora intanto ringrazio il sindaco Presti per aver dato la possibilità domani di raccogliere queste firme per l'albergo obbligatorio, saranno raccolte dall'Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada, sarà presente il nostro Andrea Dan, la nostra Raffaella Buzzioli e altri volontari per far capire l'importanza, e ringrazio veramente il sindaco e anche gli alpini per averci dato questa possibilità. Cos'è per un sindaco la sicurezza delle persone? Perché voi siete poi responsabili della salute dei cittadini. Prego, sindaco. Sì, il sindaco del paese è responsabile dell'igiene, della sanità, della sicurezza e della salute dei suoi cittadini, e deve avere a cuore, come io ho a cuore, che le persone devono ovviamente essere gratuite nella circolazione, negli eventi, nelle manifestazioni. Ma abbiamo visto negli ultimi anni un incremento esponenziale, perché ho spostato subito la richiesta di Andrea Danni di permettere all'associazione di venire qui a raccogliere firme, perché io fino a qualche anno fa ho avuto anch'io una moto e so quanto sia pericoloso una caduta anche banale dalla moto. Quindi ben venga questa richiesta, chissà che una legge sia approvata a breve per l'utilizzo di un airbag anche per i motoristi. E l'associazione si pone l'obiettivo di fare in modo che l'Europa faccia una legge europea e che dia poi anche un contributo, in maniera che tutti si possano permettere l'utilizzo e l'acquisto di questo strumento, questo ausilio importante e fondamentale per la vita umana, perché una caduta in moto molte volte ci porta o su una sedia a rotelle o una persona che non prese per un'altra vita, se non addirittura anche la stessa. Quindi credo che grazie, lo devo dire io, a questa associazione che sta promuovendo questa iniziativa nobile e straordinaria e che se qualcuno abbia atti di ascolto. Adesso andiamo a vedere il Panevin. Noi abbiamo 6 e più accessi alla piazza e in ultimo avremo, oltre allo sbarramento come mezzo pesante, avremo comunque anche un uomo in divisa armato. Non scherza con la sicurezza il sindaco Presti. Guardie armate agli accessi nell'area del Panevin ad Arcade. Del resto, con un'attesa di 10.000 persone nella piazza principale domenica sera, la responsabilità è tanta. Poi, considerando cosa è accaduto in America, in Germania, ma anche a Capodanno a Rimini, Presti ha chiesto aiuto a prefetto questore e comandante dei Carabinieri. E ringrazio anche il prefetto, il questore e il comandante dei Carabinieri
per aver aderito alla mia richiesta dell'aumento di uomini rispetto agli anni passati. Abbiamo circa 70 persone che fanno volontariato tra Servizio Serti, Treviso, Carabinieri in Congedo di Montebelluna e gli alpini dislocati all'interno della piazza e dei parcheggi e delle strade garantiranno la massima sicurezza. E a proposito di Rimini, Presti si schiera con il maresciallo dei Carabinieri. E auspico comunque anche lì che il Carabiniere comunque diventi un eroe e non un bandito come sta passando per la magistratura. Ma anche una volta dentro l'area ci saranno controlli sull'ordinanza che il sindaco ha appena firmato. Non è previsto e non è permesso che ci siano bottiglie di vetro vendute o immesse in piazza, petardi sparati o introdotti in piazza, né tantomeno spray urticanti di nessun genere. Sindaco, dove parcheggeranno le macchine? Si sta chiedendo il nostro Ezio Marchioni. Ecco, visto questo grande panevia e l'affluenza che avete, fate dei numeri incredibili. Prego, Sindaco. Purtroppo i parcheggi sono limitati nel parcheggio, però la gente che parcheggia dalla spicciolata dove capita. Abbiamo la fortuna di avere appunto un continuo numero di uomini di volontariato che intanto presidiano il primo accesso dove ci sono le deviazioni per i comuni limitrofi. Il primo accesso è quello, lo sbarramento. Poi andiamo a seguire i pesanti e dopo per uomini armati intendo le forze di polizia e quindi i carabinieri, domani sera io ho i carabinieri di servizio che torno a ringraziare nuovamente l'Arma dei Carabinieri, comunque qui io mi ricordo... Sindaco, un minuto per fare l'appello perché siamo in chiusura, è arrivato tardi ma siamo in chiusura, ecco è anche caduto, così non riusciamo neanche a fare l'appello, vediamo se riusciamo a riprenderlo, eccolo qua. Niente, non vedo Presti. Allora sentiamo come ci saluta il nostro Ezio Marchioni e che appello vuole fare il sindaco invece. Un minuto, veloce. Innanzitutto ad avere una buona serata domani e che non succeda niente di non voluto, diciamo, e che insomma tutti quanti si divertano senza problemi e a prendere in considerazione i ragionamenti che abbiamo fatto qui, anche dialogando con le altre amministrazioni per provare a fare progetti di larga scala, perché molto spesso i singoli comuni non ce la fanno con le proprie risorse. Se i comuni fanno squadra si possono fare tante cose come le piste ciclabili. Grazie veramente a Ezio Marchioni, vicepresidente associazione FIAB, esperto promotore di mobilità ciclistica, di essere stato con noi. Saluto anche il sindaco Domenico Presti. Adesso andiamo con i solisti veneti a sentire questi brani musicali meravigliosi. Grazie, noi ci vediamo martedì dopo l'Epifania, chissà che Befana arriverà alla Mirella che calza con quanto carbone mi porterà. Grazie.
Thank you.